Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 1 aprile. Vediamo subito le agenzie di stampa in primo luogo. L'agenzia ANSA.it apre con la foto di Conte e Salvini. La pace di Conte vede Salvini rilancia il governo. Incontro in Toscana. Di Maio dice felice che si siano chiariti. Tria lancia l'allarme sulla crescita, decreto in settimana, basta attacchi alle banche. Nessuna aggressione, dice il Premier. Per Confindustria il presidente Boccia, superare i conflitti, azione massiccia per la crescita. Così l'agenzia ANSA in apertura. Secondo titolo per Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea uscente, la crescita zero è un problema per l'Italia, TAV, treno ad alta velocità, va fatto. L'Unione Europea ci mette 888 milioni di euro. E ancora in primo piano il Papa, sull'aereo da Rabat, dal Marocco, dalle paure nascono dittature, chi costruisce muri ne resterà prigioniero, dice il Papa. Poi c'è la cronaca nera, donna uccisa in casa a Nuoro, arrestato l'ex marito, autore del delitto un agente di polizia penitenziaria. Poi c'è il dato delle elezioni in Ucraina, exit poll, il comico Zelensky va al ballottaggio con Poroshenko, oltre 2 milioni di osservatori per le presidenziali, scrive ancora l'agenzia ANSA. A proposito di elezioni, vittoria mutilata per Erdogan, rischia di perdere Ankara, il partito di Erdogan HPP verso il successo a Istanbul, ma l'opposizione è in crescita. Vediamo anche il primo piano dell'agenzia dnkronos.com, apertura su Juncker, intervistato da Fabio Fazio. L'Italia in ritardo, TAV va fatta. Per il Presidente della Commissione europea, l'Italia deve trovare gli strumenti per il rilancio, il livello del debito è pericolosamente alto da correggere, parlare di rischio è però un'esagerazione. A incidere la crescita zero, che però avevamo previsto, dice ancora Juncker. È ancora in primo piano per quanto riguarda l'agenzia di Kronos, la cronaca da Torino. È stato fermato nella tarda serata di domenica un 27enne, cittadino italiano di origini marocchine, ritenuto l'autore dell'omicidio di Stefano Leo, avvenuto ai Murazzi del Polo scorso 23 febbraio. Il giovane, poche ore dopo la marcia organizzata dagli amici e dal padre della vittima, si è presentato spontaneamente in questura e da lì trasferito al comando dei carabinieri che indagano sull'omicidio, interrogato alla presenza dell'avvocato difensore di fiducia. Le prove raccolte e le indagini condotte hanno consentito agli investigatori di trovare riscontri, tra cui la presunta arma del delitto, alle dichiarazioni rese da questo 27enne cittadino italiano di origini marocchine. I militari dell'Arma dei Carabinieri continuano le indagini per raccogliere ulteriori riscontri. Poi lo vedremo anche nelle pagine di cronaca torinese. Mentre a Milano ho trovato un corpo carbonizzato, vigili del fuoco chiamati da un abitante dei palazzi vicini, ancora non si sa se è il cadavere di un uomo o di una donna. L'identificazione solo con l'autopsia. I resti saranno analizzati dalla professoressa Cristina Cattaneo dell'Università Statale. Così la DN Kronos. Uno sguardo lo diamo anche all'Agi.it. Agi.it che apre con la sfida del governo, che adesso si chiama crescita. Il ministro Tria esclude la manovra bis, ma lancia l'allarme. Il PIL si sta fermando, centra il rallentamento della Germania. Il premier Conte promette in settimana misure contro la stagnazione. Confindustria invita il governo a mettere da parte le divergenze. E poi ancora in primo piano sull'Agi, i controlli di sicurezza tra vicini di casa a cui pensa la Lega. Non sono ronde, ma controlli informali della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini e istituzioni. Anche questo lo vedremo dopo. L'ordine pubblico nelle strade, sui marciapiedi della città, non è mantenuto principalmente dalla polizia, ma da una complessa, quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi. È la Lega che cita un'antropologa, Jane Jacobs, il suo volume intitolato Vita e morte delle grandi città, per celebrare il fenomeno dei controlli di vicinato, gruppi di quartiere nati per presidiare il territorio e garantirne la sicurezza, uno strumento di prevenzione per instaurare un clima di sicurezza
costituitosi negli anni 70 negli Stati Uniti, ispirato alle esperienze di Neighborhood Watch, diffuso poi nel Regno Unito e dal 2008 anche in Italia, soprattutto in Lombardia, Veneto, Emilia e Piemonte e Toscana. Niente ronde, niente indagini, solo un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini e istituzioni, con l'obiettivo di prestare attenzione a tutte le situazioni anomale che possono generare apprensione. Il partito della Lega, appunto, punta a far sì che il modello della sicurezza partecipata sia istituzionalizzato. In una proposta di legge, prima firma del deputato Bazzaro, sottoscritta dal gruppo alla Camera, si prevede che la Repubblica riconosca questo fenomeno sociale come espressione dei principi di sussidiarietà e di partecipazione dei cittadini. La proposta di legge è stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio. Sono 61.800 e rotte le famiglie in Italia che hanno aderito al programma dell'Associazione Controllo del Vicinato, nata nel 2008. 445 i comuni che hanno sposato progetti improntati al rafforzamento della coesione sociale, favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato e aumentando il senso di sicurezza complessivo. Per questo motivo la Lega chiede che la Repubblica promuova le funzioni svolte da tutti i soggetti che operano il controllo di vicinato, così l'agenzia AGI in primo piano. Adesso diamo uno sguardo come al solito anche alla pagina Facebook di Matteo Salvini. In primo piano sulla pagina Facebook le parole a cui tengo molto, con le quali Matteo Salvini dà la buonanotte, sono le parole pronunciate in Parlamento dallo stesso Matteo Salvini. Quindi, cari colleghi, io amo l'Italia, amo i miei figli, amo il mio lavoro, mi ritengo un ragazzo fortunato, ringrazio il buon Dio e gli italiani per l'onore di poter difendere il mio paese e i miei figli con il mio lavoro, che penso di svolgere con onestà, con buonsenso, con coraggio. Comunque votiate, io vi ringrazio e siate certi che continuerò a fare questo mio lavoro senza nessuna paura, altrimenti farei un altro mestiere, che amando l'Italia, amando i miei figli, amando i figli degli italiani, dedico la mia vita a questo splendido paese. Grazie di cuore. Questo estratto dell'intervento al Senato in occasione del voto sull'autorizzazione a procedere. E intanto oggi alle 18 Matteo Salvini a Como, ne parla anche la provincia, il quotidiano locale, e ancora dal primo piano della pagina Facebook di Matteo Salvini l'ossessione di Prodi. Deve essere un'ossessione quella di Prodi su Salvini razzista. Prodi ospitato a Piazza Pulita sulla 7. Secondo lei Salvini è razzista? Ma razzista, bisogna vedere il significato che ha questa parola. Quando alla lettera, quando uno dice noi siamo diversi dagli altri, superiori agli altri, lo è. In pratica però la parola ha assunto un significato molto più duro e volgare, non lo so se nel suo animo lo sia, perché difficilmente riesco a sondare dell'animo di Salvini, perché parla come vogliono i suoi elettori, non come vuole lui. Così Romano Prodi, stasera sarà al Teatro Pier Lombardo Franco Parenti a Milano alle 20:30, presentando un libro, Adozioni più veloci e meno costose, scrive invece Matteo Salvini, in Italia e nel mondo per le 30.000 coppie in attesa da anni. Domani depositeremo in Parlamento la proposta di una commissione di inchiesta sulle case famiglia in Italia, per beccare chi toglie alle famiglie, usa e trattiene i bambini soltanto per incassare dei soldi. E sempre dal primo piano della pagina Facebook di Matteo Salvini, giuro che non erano miei parenti, scrive Matteo Salvini a proposito del Maurizio Costanzo Show. Fa piacere ricevere questo affetto, vuol dire che qualcosa di buono si sta facendo. Grazie, dice Salvini. Bene. Non li conosco, non sono parenti miei, non li conosco. Non.
Calmatevi, così cominciamo la trasmissione. È stato già ospite di questa trasmissione, lo ringrazio di essere tornato. È il ministro degli interni, vice premier Matteo Salvini. Visto, so che deve andare via, però una cosa le tocca come a tutti. Cosa? Poi l'autografo, La passerella dal Maurizio Costanzo Show. Poi un pomeriggio di lavoro e relax in Toscana, la foto con il Premier Conte. Parlando di futuro, scrive ancora Matteo Salvini, poi appunto la tappa di oggi in Piazza Verdi alle 18 nella bellissima Como. Chi ci sarà? Si domanda lo stesso Salvini. Poi hanno trovato il tempo di elencare tutti i piatti che ho postato sui social. Che scandalo! Ma quanto dà fastidio un ministro che fa cose normali come milioni di italiani? Mangia che ti passa sul Fatto Quotidiano, credo, la grande abbuffata di Salvini post per post, tutto quello che ha postato mangiando o mangiato postando su Facebook, mentre in un minuto quello che stiamo realizzando per la sicurezza degli italiani, scrive ancora Matteo Salvini, citando appunto un brano, un intervento alla trasmissione Diritto e Rovescio. Sono felice di quanto siamo riusciti a ottenere in questi mesi di governo. A sinistra chiacchierano e noi facciamo, dice Salvini, che così riassume il proprio operato. Stiamo investendo in uomini, mezzi, telecamere di sorveglianza. In sicurezza. Entro quest'anno, non è un annuncio, ma ci sono già i soldi, verranno assunti 8.000, non 800, ma 8.000 poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco, finanzieri, agenti della penitenziaria che porteranno più sicurezza in Italia. 8.000 nuove assunzioni nelle forze dell'ordine. Settimana scorsa ho firmato lo stanziamento di altri 20 milioni di euro per le telecamere di sorveglianza. Altri 20 milioni telecamere di sorveglianza. Ho appena rifirmato lo stanziamento per quest'estate per l'operazione Spiagge Sicure, per garantire un po' di serenità a chi lavora, a chi si fa 3 giorni di vacanza nelle spiagge italiane. Spiagge Sicure 2019. Stiamo andando avanti con l'operazione Scuole Sicure, abbiamo sequestrato chili e chili di droga fuori dalla scuola. Operazione Scuole Sicure, elenca ancora Salvini. Miracoli, sono contento di quello che ho fatto in questi mesi, qualcosa che altri non hanno fatto per anni. Sempre dalla pagina Facebook di Matteo Salvini, altre minacce di morte, stavolta in provincia di Salerno. Vigliacchi, vuol dire che diamo molto molto fastidio. So di avere voi dalla mia parte, vado avanti. Dovete morire tu e Salvini, minacce al candidato sindaco a Salerno. Poi abbiamo un altro estratto sulla cittadinanza, regalare la cittadinanza a tutti. Ecco smontate le balle della sinistra. In un minuto, posta ancora Matteo Salvini da Quarta Repubblica. Con le regole di oggi, tu oggi hai la cittadinanza italiana se nasci da un genitore italiano, se ti adotta un italiano, se sposi un italiano, se nasci su suolo italiano da stranieri la prendi a 18 anni, se sei uno straniero regolare dopo un certo numero di anni come extracomunitario 10, ok? Con queste regole qua, con le regole vigenti oggi senza ius soli, l'Italia produce ogni anno un record di cittadinanze concesse. Nel 2017 sono state 224.000, cioè 3 volte San Siro piena. L'anno prima sono state 200.000, l'anno prima sono state 178.000, in 10 anni sono state 1.100.000. Siamo il paese che dà più cittadinanze di tutta Europa, più del Regno Unito, il 40% in più della Francia, più della Spagna, più della Svezia, più di tutti. E allora scusate, qual è questa urgenza della sinistra dello ius soli? Dov'è la difficoltà? Daniele Capezzone, questo era il suo punto sulla questione delle cittadinanze, del resto i numeri quelli sono. Intanto
Lasciamo la pagina Facebook di Matteo Salvini, diamo uno sguardo a quella di Luigi Di Maio, i risultati delle europarlamentarie. Gli altri parlano, noi lavoriamo, siamo l'unica forza politica che fa partecipare alla scelta delle candidature e gli iscritti. Gli altri partiti li decideranno come sempre in qualche segreta stanza, scrive Di Maio, e con questo lasciamo anche la sua pagina Facebook. Poi c'è un post del 30 marzo scorso: se qualcuno avesse dei dubbi sul futuro di questo paese li avrebbe visti dissolversi in un pomeriggio, questo che si è appena concluso. Facce sorridenti, piene di speranza, con fretta di vedere avverarsi il futuro che sognano e hanno progettato, occhi svegli e ambiziosi. Se qualcuno pensa ancora di continuare a raccontare che questo paese ha paura e non ha speranza, farebbe bene a farsi un giro tra queste facce, tra i loro occhi. Sono orgoglioso di far parte di un governo che ha dato loro 37 milioni di euro e di motivi per restare, continuare a credere in se stessi e realizzare i loro sogni. Ragazzi, andate su fermenti.gov.it, date libero spazio alle vostre idee, siete la macchina che ci guiderà nel futuro, la benzina da adesso la mettiamo noi. Scrive il vice premier Di Maio. E adesso andiamo invece a dare un'occhiata ai quotidiani di oggi, partendo dall'intervista sul Corriere della Sera, l'intervista al ministro Lorenzo Fontana. I 5 Stelle ci coprono di insulti, forse non vogliono governare con noi il paese. Abbiamo fatto tanto, magari loro dormivano, dice il ministro Fontana, così riassume il Corriere della Sera. È Marco Cremonesi da Verona che intervista Lorenzo Fontana. È evidente che se qualcuno continua a provocare significa che vuole una reazione. Ci accusano di essere nemici delle donne, dice Fontana, ci danno dei fanatici, ci coprono di insulti quotidiani. Nell'ultimo mese sono stato insultato più dai 5 Stelle che dalle opposizioni, dice il ministro della famiglia e della disabilità leghista, e lui ad aver ricevuto la richiesta di patrocinio al Congresso Mondiale delle Famiglie che si è svolto a Verona ed è veramente arrabbiato, scrive il Corriere della Sera. Ci saranno conseguenze o il governo proseguirà come se nulla fosse? Chiede Cremonesi. Per quanto ci riguarda, no. Siamo sempre positivi e propositivi, dice il ministro della famiglia Fontana. Perdonatemi per quanto riguarda oggi il video, chi ci sta seguendo, perché abbiamo la telecamera inversa e quindi mi è molto difficile dare un'inquadratura corretta. Comunque speriamo di cavarcela. In ogni caso, Lorenzo Fontana appunto dice al Corriere della Sera: ci sono tante cose da fare, a nessuno interessano le polemiche, però bisognerebbe chiederlo ai 5 Stelle se il governo proseguirà come se nulla fosse. Forse non hanno più a cuore lo stare al governo del paese. Cosa dovrei pensare? È evidente che se qualcuno continua a provocare significa che vuole una reazione. Cosa mi ha dato più fastidio? Senza dubbio il fatto che ci abbiano dipinto come dei nemici delle donne, gente che le vorrebbe segregare in casa, togliere loro dei diritti. Ho perfino letto una dichiarazione di Luigi Di Maio in cui diceva che qualcuno nega il tema della violenza sulle donne. Questo è un insulto deliberato. Difficile andare avanti a lavorare con chi ti insulta. Vincenzo Spadafora ha appena detto che per le famiglie Fontana non ha fatto nulla, il ministro Fontana. Forse Spadafora dormiva, risponde lo stesso Fontana. Di certo per i problemi di finanziaria non tutto quello che vogliamo fare concretamente per le famiglie siamo già riusciti a farlo. Ci siamo trovati tante misure azzerate perché finanziate dal precedente governo fino al 2018. Però siamo al lavoro da soli 9 mesi. Come promemoria per Spadafora, gli ricordo che noi abbiamo tentato di mettere qualcosa anche nel reddito di cittadinanza senza aver trovato da parte loro una grande sensibilità. Detto questo, c'è l'incentivo alla natalità che prevede assegni tra i 960 e i 1920 euro e il 20% in più dal secondo figlio, l'aumento del 50% agli incentivi per gli asili nido, il congedo di paternità fino a 6 giorni e poi il finanziamento più interessante di tutti, 100 milioni del fondo famiglia. Perché il più interessante? Perché l'80% della cifra andrà per le politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia. Ma il bello è che il primo attacco di Di Maio è arrivato proprio mentre io ero a New York, dove ho parlato alle Nazioni Unite esattamente di questo, dell'importanza per la donna della conciliazione tra i tempi di lavoro e della famiglia. Fontana chiede Marco Cremonesi: possiamo ammettere che la visione del Congresso delle Famiglie è un filo integralista?
Il punto è, risponde il ministro Fontana, che c'è stato un processo alle intenzioni pazzesco. Sono state date per acquisite posizioni, nonostante fossero state esplicitamente smentite dagli interessati, e hanno continuato a circolare come fossero vere. Posso dire che tra i relatori non ho sentito nulla di quello che si è letto sui giornali. Il problema è che queste cose venivano riprese da coloro che dovrebbero lavorare con te per il governo di questo paese, con deliberata volontà di provocare. In che cosa la legge la deliberata volontà? Per esempio, dice Fontana, nel fatto che io da un mese a questa parte, da quando sono incominciati gli attacchi, non ho ricevuto, non dico una telefonata, ma nemmeno un solo SMS da parte dei ministri 5 Stelle, non uno che volesse capire di cosa stessimo parlando, dice ancora Fontana. Unica eccezione, mi ha richiamato Conte quando ha ritirato il patrocinio della Presidenza del Consiglio. Quanto al problema della Commissione per le adozioni internazionali, qual è la sua versione? Il presidente Conte, risponde Fontana, mi ha affidato la delega, poi però ha nominato lui tutti i 3 esperti della Commissione per le adozioni internazionali, la CAI, senza darci la possibilità di continuare ad avere un nostro riferimento in commissione. Visto il numero enorme delle richieste e la delicatezza del tema, questa non è certo la miglior condizione per lavorare al meglio. Ho quindi manifestato la volontà di rimettere la delega per iscritto. Nessun'altra notizia da Palazzo Chigi? Con il Premier si era avviata un'interlocuzione per vedere se si riusciva a cambiare qualche nome, ma finora questa possibilità non si è concretizzata, come il presidente Conte ben sa. Non è peraltro l'unico problema che si è manifestato. Non sono abituato a mettere in piazza i problemi che si presentano, questo è lo stile di altri, ho rispetto del lavoro di squadra. Quanto al ritiro del patrocinio al congresso da parte di Palazzo Chigi, quando è arrivata la richiesta l'ho fatta valutare dagli uffici come avviene abitualmente, le tematiche erano in linea con il Ministero, non si parlava affatto di aborto, omosessualità e quant'altro, ma di famiglia e denatalità. Il Dipartimento per l'editoria ha poi concesso il logo, dopodiché hanno cambiato idea. Sono partiti gli attacchi basati su una quantità impressionante di fake news prese come oro colato. Mancava solo che ci accusassero di volere i roghi. Nonostante tutto voglio essere fiducioso, spero e continuerò a lavorare per risolvere i problemi per il bene del mandato che abbiamo ricevuto. Così sul Corriere della Sera, l'apertura, un'intervista al ministro della famiglia e della disabilità Fontana. Mentre Spadafora alza il tiro, siamo diversi dal Carroccio, dice il sottosegretario 5 Stelle, parlano senza fare. Commissione di inchiesta sulle case famiglie, invece, quello che annuncia la Lega, che depositerà una proposta di legge per istituire la commissione parlamentare di inchiesta sul business delle case famiglia e per velocizzare le adozioni nazionali e internazionali. Visiteremo, ha detto Salvini, una a una le case famiglia, perché ci sono centinaia di bambini detenuti illegalmente, poi sarei io quello che sequestra le persone. Lo sentiamo dopo, poi a partire dalle 10, 20 minuti, una mezz'ora di intervento di Matteo Salvini al Congresso di Verona. Intanto adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre con il richiamo di Conte ai ministri. Il Presidente del Consiglio chiede più sobrietà e generosità. Il ministro Tria difende le banche, attaccarle mina il paese. E poi l'intervista appunto a Lorenzo Fontana della Lega. I 5 Stelle ci coprono di insulti, decidano se governare ancora con noi, titola il Corriere della Sera in prima pagina. Non si spegne il clima di tensione nella maggioranza, il ministro leghista Fontana attacca il Movimento 5 Stelle, invita i 5 Stelle a decidere se governare ancora con la Lega. Il premier Conte, che ieri ha incontrato Salvini, richiama i ministri e invita a mettere da parte le polemiche. Sobri nelle parole, generosi nelle azioni è il motto di Conte. Il Presidente del Consiglio ha respinto la tesi che la commissione di inchiesta sulle banche possa rappresentare un attacco al sistema creditizio. Il ministro Tria ribadisce la difesa delle banche. Chi le attacca mina il paese. L'ira del Premier in retroscena sul Corriere della Sera. Ora basta, questo non lo permetto. Così Conte ai suoi collaboratori prima di dettare la nota in cui invitava Salvini a studiare prima di aprire bocca. Ieri, durante un complicato faccia a faccia in Toscana con Salvini, il Premier lo ha ripetuto, basta giochi. Poi in primo piano sul Corriere della Sera c'è anche la questione delle foto intime di Jeff Bezos. Spionaggio saudita per poterlo ricattare. Jeff Bezos ricattato dai sauditi, un intreccio spionistico sullo sfondo del caso Khashoggi. I sauditi rubarono le foto intime del fondatore di Amazon, proprietario del Washington Post, per costringere il giornale alla censura sul caso del giornalista ucciso. Lo rivela un investigatore al servizio di Bezos.
E poi ancora in primo piano sul Corriere della Sera le elezioni in Repubblica Slovacca. È la prima donna presidente della Slovacchia, Zuzana Kaputova, avvocata, 45 anni, è stata eletta col 58,4% dei voti al ballottaggio. Europeista convinta, ostile ai populismi e al fronte di Visegrad, si è sempre battuta per i diritti civili e le battaglie ecologiche. Il fronte di Visegrad rotto da una europeista. Sempre in primo piano sul Corriere della Sera, in prima pagina, anche il pezzo, non l'intervista, l'articolo di Federico Fubini sul business del calcio, una TV pirata dei clan, 2 milioni di clienti, distribuire illegalmente attraverso la rete le partite della Serie A o delle coppe europee, la Formula 1 o i grandi tornei di tennis assortiti in un pacchetto con migliaia di canali del resto del mondo. È diventato un affare sempre più vasto, soprattutto per i gruppi di camorra. Secondo un'indagine di FAPAV in Italia, oggi sono attivi 2 milioni di abbonamenti illegali e 4,6 milioni di italiani guardano la TV pirata. Questo è il Corriere della Sera in prima pagina. Poi c'è Salvini oggi a Como, questo invece ce lo racconta la provincia. Il ministro dell'Interno, leader della Lega, questo pomeriggio sarà presente a Como nell'ambito del tour che sta svolgendo in varie città italiane. Alle 18 Salvini è atteso sul palco di Piazza Verdi di fronte al Teatro Sociale, un comizio a cui parteciperanno anche gli esponenti della Lega Comasca, a partire dal sottosegretario Nicola Molteni, il sottosegretario in Regione Lombardia Fabrizio Turbe, il vice sindaco e deputato Alessandra Locatelli e gli altri parlamentari comaschi. In un'intervista domenica sulla provincia, Salvini ha spiegato che per Como ci sono 3 partite aperte, il secondo lotto della tangenziale, le Paratie e Laticosa, dice Salvini. Mentre diamo uno sguardo adesso anche alle altre prime pagine, il Quotidiano Nazionale apre con 2 titoli in particolare: le imprese che chiedono basta liti, meglio andare a votare, il presidente Boccia chiede misure rapide, il ministro Tria ammette il paese è fermo, e poi i maschi italiani ossessionati dai muscoli, 1 su 3 è colpito da questa nuova malattia che si chiama la vigoressia. Vogliono diventare tutti muscolosi, mentre La Verità apre la sua prima pagina con un altro argomento, ovvero i premi ai fannulloni e assenteisti, la cuccagna dei dirigenti statali, gli aumenti a pioggia, l'articolo di Alessia Pedrielli. In Sicilia distribuite gratifiche al 97% dei burocrati, in Molise regalati 3,7 milioni a chi danneggia l'erario. A Piacenza chi latita dall'ufficio viene promosso, a Napoli si inventano la produttività di gruppo. La questione degli aumenti a pioggia nel pubblico impiego, i dirigenti statali in particolare, se sbagli ti premio, nel settore pubblico aumenti a pioggia per fannulloni e assenteisti. Ecco la mappa. Mentre in primo piano c'è anche sulla Verità l'articolo del direttore Maurizio Belpietro sul Papa che preferisce gli attivisti dei gay, il pontefice tiepido con le famiglie, scrive La Verità con Belpietro, però incontrerà gli attivisti LGBT. Secondo l'autore di Sodoma, il Papa riceverà in Vaticano un leader del movimento pro nozze arcobaleno. Potrebbe essere la risposta alla denuncia di Monsignor Viganò. Ecco la lobby che comanda davvero la Chiesa. In primo piano anche l'intervista di Luca Telese a Jacopo Coghe, portavoce del Congresso di Verona. Devo girare con la scorta perché difendo mamma e papà. La Boldrini ci attacca, ma lei mette il velo islamico nel paese in cui gay e donne vengono segregati. Noi sfigati, io ho 4 figli, veda un po'. E ancora a proposito di interviste, in primo piano sulla Verità, l'intervista al deputato leghista Andrea Crippa, Delfino di Salvini, per ora porto la Lega nel Sud, la sondaggista Alessandra Ghisleri, alle europee scontro fratricida nel centrodestra, mentre prosegue l'inchiesta di Giacomo Amadori sul ministro Tria. Gli strani intrecci di Tria, Movimento 5 Stelle all'attacco dopo lo scoop della Verità, la vice Castelli durissima, il ministro chiarisca il ruolo della Bugno. L'articolo pubblicato ieri dalla Verità sugli strani intrecci che imbarazzano il ministro Tria ha agitato la domenica del governo, in particolare della componente a 5 Stelle, particolarmente sensibile a temi come possibili conflitti di interessi, traffici di influenze illecite e affini. Nell'articolo si evidenziava come il ministro Tria abbia promosso sua consigliera Claudia Bugno, scrive ancora oggi sulla Verità Giacomo
Amadori e abbia designato Bugno anche per il board della strategica ST Microelectronics e nello stesso tempo il figliastro del ministro è stato assunto a novembre in una società, T-Next, il cui amministratore delegato è Pierandrea Chevallar, marito della medesima Bugno, promossa dal ministro Tria. Coincidenza? Scambio di favori? Nessuno dei protagonisti ha voluto risponderci. L'ira del Movimento 5 Stelle per gli strani intrecci di Tria. Chiarisca il ruolo della consigliera Claudia Bugno. I grillini preparano un Vietnam dopo lo scoop della Verità. La vice ministra Castelli dice Bugno fuori controllo, da spiegare l'assunzione del figliastro del ministro e l'attivismo della donna nel settore immobiliare. In prima pagina ancora sulla Verità, andiamo a centropagina. Oltre agli strani intrecci di Tria, da non credente chiedo come si può fare il tifo per l'aborto, legge 194, il commento è di Massimo De Manzoni. Poi parla Luigi Paragone, banche, su di me c'è resistenza, ma il governo si salva con il cambiamento. L'intervista è di Daniele Capezzone. A chiudere la prima pagina poi della Verità, il dizionario di Silvana De Mari, cambiate pensiero e cambierete la vostra vita. Cambiando il pensiero si cambiano le abitudini, il carattere, perfino il corpo. Per questo occorre imparare a pensare in modo positivo, a parlare bene di noi stessi, a essere attivi e propositivi, a esigere il rispetto degli altri. È una forma di autodisciplina che permette di migliorare notevolmente la nostra vita. 2 articoli sotto la testatina Nemico alle porte, il primo dalla Francia, attacco ai cristiani eppure nessuno ne parla, i cristiani sotto attacco dal rogo di San Sulpizio all'occupazione di Saint-Denis. In Francia il 90% degli atti vandalici colpisce edifici del culto cattolico. I responsabili satanisti, gruppi LGBT, musulmani, ma i media tacciono. L'altro articolo di Alessandro Rico sugli jihadisti del califfato sulla sponda dell'Adriatico. Dopo la disfatta dello Stato islamico, gli jihadisti del califfato si stanno concentrando nel Kosovo, sull'altra sponda del Mar Mediterraneo. Da lì erano partiti 350 foreign fighters che stanno rientrando per formare nuove reclute in 5 campi di addestramento. Lasciamo la prima pagina della Verità. Andiamo al Fatto Quotidiano, intanto la frase sopra la testata, Confindustria che chiede meglio votare di nuovo, come sempre scrive il Fatto, quella degli industriali è la ricetta peggiore, all'Italia serve un governo che la aiuti a crescere un po'. In primo piano però il titolo d'apertura è dedicato alle adozioni, il nulla della Lega, ma che famiglia, altro che velocizzare le adozioni, nessuna legge, finanziamenti pubblici tagliati. Dopo la gaffe sulle competenze, ecco cosa ha fatto Fontana. Il fondo di 25 milioni di euro per le pratiche internazionali è stato decurtato di oltre 2 milioni nei prossimi 3 anni. Il Parlamento è fermo. Le commissioni non ne discutono né vengono calendarizzati i disegni di legge in materia. Intanto i minori adottati diminuiscono di anno in anno, così come le coppie richiedenti. In Ucraina invece il comico Zelensky toglie il sorriso a Poroshenko, al ballottaggio fuori Timoshenko per il voto presidenziale e poi la storia di copertina sull'Aquila 2019. Provvisori a vita. Viaggio nel capoluogo abruzzese a 10 anni dal terremoto. Ancora 10.000 persone vivono nelle New Town. La procura ha aperto 200 fascicoli. Il centro è spopolato come lo sono molti paesi limitrofi. Cos'è rimasto della promessa? Tutto tornerà come prima. Dal Fatto Quotidiano andiamo a Libero. L'apertura di Libero su Movimento 5 Stelle e Lega che non si tollerano più. Liti e provocazioni continue, scrive Renato Farina. Lo scontro sulle famiglie si acuisce. Il presidente della Camera Fico lancia la giornata gay in Parlamento. Il sottosegretario Spadafora dice con Salvini mai più alleati. Scoppia la grana dei conti, crescita zero a causa del reddito grillino al posto del taglio delle tasse. Resa dei conti, questa alleanza è durata fin troppo, scrive Vittorio Feltri nel suo commento di prima pagina. La collaborazione tra Lega e 5 Stelle è durata fin troppo, scrive Feltri. Alla fine di maggio, dopo le elezioni europee, ci sarà la rottura. Vero che Salvini e Di Maio fingono di sopportarsi, ma è una finta, non si reggono più. I motivi evidenti: Gigino perde consensi, il suo partito in meno di un anno ha perso 13 punti, una catastrofe. Al contrario, i signorini del Carroccio sono saliti dal 17 al 34, una galoppata irresistibile che dimostra la superiorità netta della compagine di Matteo. La resa dei conti si avvicina. Dopo le prossime consultazioni europee,
il governo sarà abbattuto e Alberto da Giussano chiederà a Mattarella di sciogliere le Camere, cosa che sarà maledetta dai pentastellati, rischiano di rinunciare a varie poltrone con annesse indennità, ma sarà inevitabile, Salvini vola, Di Maio arranca, lo scontro non sarà duro ma l'esito è scontato, vincerà Salvini con le mani in tasca, mentre Di Maio sarà costretto a lasciare ad altri più fessi di lui il timone della navicella traballante varata da Grillo. Ma non è finita, il ministro dell'Interno aspirerà al ruolo di Presidente del Consiglio, ce la farà? Non è detto, per coglierlo avrà bisogno di Meloni e Berlusconi, altrimenti non avrebbe i numeri. È un problema aritmetico, per reggere il governo serve una maggioranza, Salvini da solo non disporrà neanche del 40%, allora gli converrà coltivare da subito buoni rapporti con Berlusconi e Fratelli d'Italia, o così o pommi, conclude Vittorio Feltri su Libero. In prima pagina su Libero anche l'intervista di Pietro Senaldi a Giorgia Meloni, chi vuol spedire i grillini a casa deve votare me. E poi a fondo pagina il pesce d'aprile amaro per chi ha lavorato e pagato i contributi, oggi via al taglio delle pensioni, si salvi chi può, scrive Sandro Iacometti. L'allineamento temporale è beffardo, lo scherzo c'è, ma con il pesce d'aprile preparato dal governo ben poco da divertirsi. Da oggi tutti i pensionati, anche quelli nuovi di zecca prodotti da quota 100, che scatta sempre oggi per i lavoratori privati, scrive Iacometti appunto, si ritroveranno in tasca un po' di quattrini in meno. Non è una grande novità. Il pesce d'aprile sulle pensioni, la sforbiciata. Parte il blocco della rivalutazione per gli assegni sopra i 1.500 euro lordi. Sui trattamenti medio-alti il taglio potrà arrivare oltre i 300 euro all'anno. E con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero. Diamo uno sguardo a Repubblica. Salvini, qui comando io. Questa sarebbe la frase del Presidente del Consiglio Conte. Dopo lo scontro il Premier vede il leader leghista. Sulla Stampa di Torino, affondo del Movimento 5 Stelle contro Tria, conflitto di interessi. Ora il ministro rischia dopo l'inchiesta sulla Verità di cui abbiamo parlato prima. Il sondaggio in 15 paesi dell'Unione Europea sulle paure degli europei preoccupa più il lavoro dell'arrivo dei migranti. Carlo Cottarelli ci spiega che il Quirinale, Mattarella, protegge le banche. Poi c'è spazio anche per il Papa che dice ho pianto per quei muri anti-migranti. In Turchia l'opposizione strappa Ankara al partito di Erdogan. A fondo pagina invece Nicola Pinna dalla Sardegna si occupa del capodoglio ucciso dalla plastica. A Portocervo, Sassari, il capodoglio di Cala Romantica. Tutta quella plastica l'aveva ingoiata credendo di aver mandato giù la dose di cibo. Ha divorato chili di plastica. Nel giro di qualche anno la poltiglia gli ha intasato lo stomaco, una specie di polpetta avvelenata di più di 22 chili che di fatto gli ha impedito di nutrirsi e sopravvivere, ma anche di riprodursi. Perché la drammatica scoperta è che il gigante degli abissi, il capodoglio, trovato morto nei giorni scorsi in Sardegna, aveva in pancia un feto di quasi 3 metri. Mancano altri 2 esemplari dunque nella famiglia dei cetacei del Mar Mediterraneo. Sono già pochi, anzi sempre di meno, e l'inquinamento rischia in pochi anni di decimare la popolazione dei capodogli. Vediamo anche l'apertura del giornale. Il giornale di Alessandro Sallusti parla di fine delle illusioni, non c'è più un euro e Tria ammette crescita zero. Qui è tutto bloccato, fra Lega e 5 Stelle è crisi vera. In 5 punti, scrive il giornale. E sempre dalla prima pagina del giornale, il dibattito sulla famiglia. Francesco Maria Del Vigo, il vero medioevo erano i teppisti in piazza a Torino. Poi vediamo la notizia sulla Stampa e sui quotidiani locali. Quanto è difficile essere cattolici nell'Italia laicista, invece è il pezzo firmato da Fabio Torriero. A centropagina Crimi, il sottosegretario a 5 Stelle, taglia ai giornali per dare ai suoi sondaggi e spende 45.000 euro. 3 sondaggi in 9 mesi per sapere cosa ne pensano gli italiani di lui. Costo pubblico 45.000 euro, scrive il giornale. E quanto ha speso il sottosegretario all'editoria, il grillino Vito Crimi. Non è un esborso mostruoso, ma indicativo dell'ossessione narcisistica dell'esponente 5 Stelle, che soprattutto stride con il clima di terrorismo economico che l'intero movimento vuole imporre al mondo della stampa. Infatti lo stesso Crimi è l'ispiratore di quella legge ammazza giornali che nei prossimi 3 anni cancellerà i fondi pubblici alle testate che ne godono, così scrive il giornale in prima pagina. Dalla cronaca invece
lombarda del Giornale, accordo di centrodestra in 50 comuni, tutti i nomi dei candidati sindaco alle prossime elezioni amministrative, 2 mesi al voto, 45 candidati già scelti e una ventina di caselle da sistemare. Il lavoro politico non è finito, ma complessivamente il centrodestra come alleanza regge bene, non solo nei 3 capoluoghi Pavia, Cremona e Bergamo, ma anche nel milanese. Sono 68 i comuni che vanno al voto nella provincia di Milano. In una cinquantina di questi c'è accordo, sottoscritto o vicino. In 45 casi c'è già un nome messo nero su bianco e nei comuni con oltre 15.000 abitanti, su 10 al voto, in 6 casi l'accordo c'è, in uno no. Negli altri, come Paderno Dugnano, si tratta, insomma, centrodestra unito al voto. Ecco i candidati prescelti, c'è già un nome in 6 comuni grandi, 38 piccoli. Il nodo di Paderno Dugnano con 2 aspiranti alla nomination. Si tratta di Gianluca Bogani e 2 sono gli aspiranti successori, il vice di Marco Alparone, sindaco uscente, Gianluca Bogani, e il suo ex assessore ai servizi sociali, Alberto Ghioni. 2 ottimi candidati, dice Alparone, 2 persone che hanno a lungo lavorato insieme e oggi aspirano a fare il sindaco. Non posso che propendere per il mio assessore Ghioni per ragioni di storia personale e vicinanza politica. Comunque, in Lombardia il centrodestra regge. Vediamo anche la prima pagina adesso del quotidiano di Confindustria, il Sole 24 Ore, che apre con i primi rincari nelle città su IMU, IRPEF e turismo. Dopo 3 anni di tregua ripartono gli aumenti per l'IMU, 9,4% dei comuni, addizionale 7,3%, tassa di soggiorno il 10,7% dei comuni. Prelievo al top in numerosi centri. Sotto tiro gli sconti sugli affitti concordati, soltanto il 22% apre alla sanatoria agevolata delle liti. Le decisioni dei comuni capoluogo rispetto ai principali tributi per il 2019 sulla base di delibere approvate o in corso di approvazione, sono in percentuale sul totale dei comuni. Insomma, il 10,7% dei comuni aumenta l'imposta di soggiorno, il 9,4% l'IMU, l'imposta di pubblicità sarà aumentata nel 37,8% dei comuni, l'IRPEF comunale nel 7,3% dei comuni, la TOSAP nel 6,2%, la Tasi nel 2,4%. È il 17% invece dei comuni dove diminuiscono le imposte in generale, sempre facendo la somma su tutta Italia, le città dove diminuiscono le imposte. Il 17% dei comuni diminuirà l'imposta di pubblicità, il 9,9% diminuirà la TOSAP, il 3,7% dei comuni diminuirà l'IRPEF comunale, il 5,9% la Tasi, per esempio. L'IMU verrà diminuita dal 4,7% dei comuni, mentre il 9,4% l'aumenterà. Questo è il tema d'apertura, i primi rincari nelle città, mentre peraltro va detto che per esempio sull'imposta di soggiorno è maggiore la percentuale di comuni che rincarano, al contrario sulla TOSAP è maggiore la percentuale dei comuni che diminuiscono l'imposta. Sull'imposta di pubblicità invece è stragrande la maggioranza dei comuni quelle che la aumentano, 37,8%. Ma andiamo a un altro tema di prima pagina del quotidiano di Confindustria, le pensioni, quota 100 per soli uomini, pionieri dell'anticipo, via in aprile ai primi 26.831 assegni, 10,7% alle donne, 33,4% al sud, importo medio tra 1.000 e 1.500 euro per il 45,6% dei percettori della pensione, divieto di cumulo fino alla vecchiaia. Quota 100 da oggi è realtà per la prima ondata di nuovi pensionati in anticipo. I pionieri sono soprattutto uomini e in maggior frequenza lavoratori delle regioni del nord, ma più di 1 su 3, dato imprevisto, è del sud. Il primo profilo delle nuove pensioni che entrano in pagamento col 1° di aprile riguarda 26.831 beneficiari. Per questi neopensionati nel 45% dei casi gli importi oscillano tra i 1.000 e i 1.500 euro lordi, mentre il 34% si colloca nella fascia tra i 1.500 e i 3.000 euro. Altri 2 blocchi potrebbero essere liquidati nelle prossime settimane. Tra aprile e maggio si potrebbe arrivare a 50.000 uscite. Tutti costoro dovranno ora fare i conti col divieto di cumulo dei redditi fino alla maturazione dei requisiti per la vecchiaia. In primo piano però sul Sole 24 Ore c'è anche
un articolo dedicato al welfare degli asili nido. Soltanto 5 regioni raggiungono il target dell'Unione Europea, solo 5 regioni su 21, Val d'Aosta, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, provincia autonoma di Trento, superano con i posti disponibili negli asili nido l'obiettivo del 33% dei bambini sotto i 3 anni fissato dall'Unione Europea nel lontano 2002. Il Sud presenta percentuali di 2-3 volte inferiori rispetto al centro-nord, dal 7,6% della Campania al 44% della Val d'Aosta. La quota a carico delle famiglie è in media 1.575 euro, dai 400 euro del Molise ai 2.826 di Bolzano. Tutto ciò mentre la riforma della scuola dell'infanzia 0-6 anni, varata nel 2015, attuata 2 anni fa, resta ancora al palo. A chiudere poi la prima pagina del Sole 24 Ore del lunedì, l'intervista alla vice ministra all'economia con delega alla finanza locale Laura Castelli dei 5 Stelle, subito aiuti su dissesti e piccoli comuni, a pagina 21 nell'intervista, mentre dal Sole 24 Ore passiamo a Italia Oggi. Su Italia Oggi vi segnalo un articolo dedicato al copyright, caccia alle licenze, i contenuti della direttiva dell'Unione Europea sul diritto d'autore per bilanciare gli interessi di editori, autori e provider di internet. Il diritto d'autore nel mondo digitale è in bilico tra l'esigenza di controllo di ogni singola riproduzione dell'opera e l'infinita possibilità di condivisione dei contenuti. I termini della questione possono apparire difficilmente componibili. Da un lato prerogative economiche e morali di editori, autori e artisti, dall'altro la libera espressione del pensiero senza controlli in ingresso sulla rete, che pure è al centro di interessi economici. Ad avviare il tentativo di un bilanciamento è la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale, che è addirittura d'arrivo. Trattandosi di direttiva, i singoli Stati hanno 2 anni di tempo per tradurre la legge quadro europea in norme efficaci. Le prassi metteranno alla prova i principi della direttiva, che si sofferma in particolare sulle responsabilità dei provider, sulle prerogative degli editori di giornali, sui diritti degli autori. Che devono fare i provider? Innanzitutto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, per esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza per comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali. Possono permetterselo i provider più grossi, non quelli più piccoli, è il punto di domanda. Mentre andiamo a vedere anche, a proposito di economia, il lunedì gli inserti economici di Repubblica e del Corriere della Sera. Repubblica, Affari e Finanza apre con un pezzo di Federico Rampini da New York. Assedio a Big Tech, dagli Stati Uniti all'Europa è cambiato il clima verso i padroni della rete. Si è passati dall'idolatria all'ostilità e mentre il vecchio continente li colpisce con web tax e norme sul diritto d'autore, negli Stati Uniti i democratici pensano a uno spezzatino dei giganti di internet. Così Federico Rampini, la rivolta contro i signori della rete, e gli Stati Uniti sognano uno spezzatino. È il settore più ricco e potente d'America, finora sempre difeso dalla sinistra, da Clinton fino a Obama. Ora la svolta, la Silicon Valley non è così liberal come sembrava e servono dei rimedi. L'iniziativa per uno spacchettamento è della senatrice democratica Elizabeth Warren e segnala un cambio di clima verso Big Tech, dall'idolatria all'ostilità. Dal Corriere invece andiamo all'inserto sull'economia. Il Corriere Economia, in primo piano c'è un articolo di Federico Fubini. Cara Europa, attenta, il debito statunitense sta esplodendo. L'esposizione delle imprese americane non finanziarie ha raggiunto il 73% del PIL, un record superiore anche ai livelli toccati nel 2008, l'anno di inizio della crisi cosiddetta. È tutto per il massiccio ricorso a operazioni di buyback, di riacquisto delle proprie azioni, tese a sostenere i corsi azionari e a supercedole per premiare gli azionisti. Rallenta anche l'Eurozona, che non è pronta alla prossima crisi. Oltre il 60% della cassa che si è resa disponibile è andata ai soci sotto forma di riacquisto di titoli o di dividendi, scrive Federico Fubini. L'altro articolo di primo piano invece quello di Dario Di Vico, 5 consigli a Luigi Di Maio. Perché ha fatto piazza pulita di dirigenti a Via Veneto? Era necessario affossare Industria 4.0? Si domanda
Dario Di Vico. E poi a chi giova farsi del male con l'eco bonus, senza bussole nella crisi dell'auto. C'è proprio bisogno di far politica sulle spalle delle aziende in difficoltà? Siamo sicuri che l'unico export buono è verso la Cina e il Nord America e l'Europa? Così sul quotidiano, sull'inserto economico del Corriere, Dario Di Vico. Mentre vi segnalo invece dal Foglio di oggi la pagina 5 dell'inserto, tutta dedicata alla questione dei cristiani e della loro salute, per così dire, con estratti dal nuovo libro di Giulio Meotti intitolato La tomba di Dio, la morte dei cristiani d'Oriente e l'abbandono dell'Occidente, edito da Cantagalli, 20 euro, 323 pagine. La tomba di Dio è il titolo del libro di Giulio Meotti. C'è un'introduzione di Bat Yeor, la tabula rasa dei cristiani sotto la mezzaluna, la storica della dimmitudine, cioè della condizione di inferiorità dei non musulmani in società musulmane, ha scritto la prefazione al nuovo libro di Giulio Meotti sulle persecuzioni dei Nazareni. È la testimonianza possente di una tragedia che interroga la nostra coscienza di occidentali. Questo libro, scrive Bate Yeor, appunto, è una testimonianza di una tragedia la cui ampiezza storica e morale ci mette a confronto con la nostra coscienza e ci riferisce la messa a morte di una civiltà, i mezzi di esecuzione per arrivarci. Con lucidità terribile, Giulio Meotti, scrive Bate Yeor, mette sotto i nostri occhi questa agonia e implacabilmente ci obbliga a guardarla e a porci delle domande. C'è anche un pezzo del libro, appunto, a firma di Giulio Meotti, Oggi noi, domani voi, ma l'Europa non voleva vedere, scrive Meotti. Pensavamo che i sacerdoti uccisi ci fossero estranei, Andrea Santoro in Turchia, François Mourad in Siria, Tayeh Saad Abdal, ucciso durante la messa a Baghdad dopo aver detto ai terroristi uccidete me e non questa famiglia con bambini. 2 settimane dopo essere stato cacciato da Mosul, ha dichiarato Amen Nona, già arcivescovo di Mosul, ha dichiarato in un'intervista: se l'Occidente non reagisce subirà una sorte peggiore della nostra. Così è avvenuto in Francia dal 2015. Sul Foglio, poi, dal Foglio di oggi, pagina 1 dell'inserto, vi segnalo anche l'articolo di Sandro Parenzo che commemora i 90 anni di Angelo Guglielmi. Quello che oggi pubblica appunto il Foglio è un testo per gli 80 anni che fu scritto all'epoca da Sandro Parenzo e pubblicato dalla rivista Panta. Sandro Parenzo, l'editore di Tele Lombardia. Festeggiamo così gli 80 anni di un novantenne che ha fatto la storia o la storiella della TV. Buon compleanno Angelo Guglielmi. Prese la TV, fece ascolti senza tralala. Con la sua Rai 3 ha inventato trasmissioni, personaggi e un nuovo linguaggio televisivo, il ritratto scritto per i suoi 80 anni da chi ha lavorato con lui e conosce bene la sua candida villaneria, come ha detto un Parenzo. Come Guglielmi, amante dei neologismi, coniò per la Parietti il termine selvaggeria, così vorrei proporre per lui villaneria. Non voglio intendere che Guglielmi sia villano, villaneria come totale incapacità di rispettare le regole. In questo è consistita la sua grandezza televisiva. È il telefono uno dei protagonisti della nuova Rai 3, strumento in precedenza destinato alle massaie che ipotizzavano il numero dei fagioli nel barattolo di Raffaella Carrà. Da questo momento irrompe un nuovo soggetto, quella che nella capitale verrà ribattezzata la gente, e la gente è un pochino incazzata, così Parenzo che ricordava appunto Angelo Guglielmi. Tutti ricordano Rai 3 per quello che non è mai stata, una TV comunista. La carica rivoluzionaria che ha rappresentato nella ricerca di nuovi linguaggi è divenuta nel ricordo una proposta mai fatta di contenuti ideologici, scrive Sandro Parenzo. Guglielmi aveva un suo stile molto personale, un suo molto personale senso della democrazia. Dire che rispettava le idee degli altri sarebbe eccessivo, ma una volta chiarito il dissenso, trascinato dalla curiosità, era disposto a vedere cosa ne veniva fuori. Così sul Foglio di oggi. Mentre dal Foglio di oggi passiamo brevemente adesso anche alle testate, ad alcune delle testate online. Vi segnalo sul blog
sul blog di Antonio Socci, antoniosocci.com, un articolo pubblicato peraltro l'altro giorno su Libero a proposito dell'ultimo libro di Federico Rampini, Se il Requiem per la sinistra arriva, da Federico Rampini, giornalista di Repubblica, il quale nel suo ultimo libro ha scritto: non vedo un futuro per la sinistra italiana se si ostinerà a essere il partito dei mercati finanziari e dei governi stranieri in nome di un europeismo beffato proprio dai tedeschi e dai francesi. Basta raccontarci che siamo moralmente superiori e che là fuori ci assedia un'orda fascista. È superficialità, malafede, ignoranza della storia. Impietosamente Federico Rampini, firma di punta di Repubblica, nel suo libro La notte della sinistra affonda il coltello nelle contraddizioni, nelle ipocrisie e negli errori della sua parte politica, che elenca dall'immigrazione alla vecchia retorica europeista ed esterofila, dal globalismo ingenuo alla collusione con le elite del denaro e della tecnologia. Il libro di Rampini, scrive Antonio Socci, in pratica demolisce la sinistra. L'autore invita innanzitutto a smetterla di raccontarci che siamo moralmente superiori e che là fuori ci sia un'orda fascista, e invita a smetterla di infliggere ai più giovani lezioni di superficialità, di malafede e di ignoranza della storia. Si parla ormai a vanvera di fascismo, lo si descrive in agguato dietro ogni angolo di strada, studiando pochissimo quel che fu davvero. Si espande la retorica della nuova resistenza, insultando la memoria di quella vera, scrive Federico Rampini nel suo libro La notte della sinistra, commenta Antonio Socci. Dal sito invece truenumbers.it alcuni dati messi insieme da Marco Cobianchi: gli italiani che lavorano più di 60 ore sono soltanto il 3,9% e l'India la prima in classifica col 13,6%, la Svizzera l'ultima con l'1,8%, il che però sta anche a dire che non è necessario lavorare più di 60 ore per essere paesi sviluppatissimi come l'India, giusto appunto. E da True Numbers passiamo al sito di Maurizio Blondet. Maurizio Blondet apre con una dichiarazione di una collega giornalista di Avvenire, Lucia Bellaspiga, che ha seguito per Avvenire il congresso delle famiglie di Verona. Sono basita, scrive Bellaspiga, seguo il congresso senza troppi entusiasmi per vari motivi, tra cui relatori improponibili, un certo folklore, ma essendo qui di persona e leggendo il racconto che ne ha dato per esempio Repubblica, ma tra molti altri quotidiani, non posso che trasecolare sul giornalismo di oggi. Ma come si fa a lavorare così? Insomma, Repubblica ha scritto un sacco di fesserie sul congresso di Verona, scrive la giornalista di Repubblica, che pure lo ha seguito senza particolare trasporto. Dal blog di Maurizio Blondet vi segnalo però anche un altro articolo dedicato a un banchiere centrale patriota a confronto dei nostri, è Lord Mervyn King, che è stato il governatore della Banca d'Inghilterra per un decennio fino al 2013, un banchiere centrale che ha difeso la propria patria. E lasciamo anche il blog di Maurizio Blondet, ve ne segnalo un altro di blog, mitdolcino.com. Qui c'è un articolo in apertura sull'attacco finale all'imperialismo anglosassone. Stiamo vivendo questo attacco dopo 250 anni. Tutto il mondo ne subirà le conseguenze, soprattutto l'Italia. La strada del bel paese riporta a Roma. L'articolo d'apertura sul blog appunto di mitdolcino.com. Secondo articolo sulla Turchia, punto zero del contagio globale. Sono temi di geopolitica. E poi il terzo articolo domanda: da quando Berlusconi è diventato pro euro? Circa dall'attacco di Bolloré a Mediaset. Certo che Vivendi fece davvero un blitz da kamikaze. Sono temi fondamentalmente di geopolitica, affrontati con uno sguardo abbastanza originale e interessante sul blog appunto di mitdolcino, mitdolcino.com. Era una delle firme anche di scenarieconomici.it, ve lo ricorderete, è stato anche ospite qui a RPL nella trasmissione di Onda Libera. Da BioBlue invece l'articolo d'apertura sull'immigrazione, sulle cose che George Soros non ti dice. Per le sinistre turbocapitaliste sorosiane l'immigrazione incontrollata è il fine ultimo dell'Europa, ma erano gli stessi volti e gli stessi nomi che facevano affogare i migranti e che in una notte rimpatriavano 20.000 albanesi
verso una feroce dittatura comunista. Tutte le cose che Soros non vi dice sull'immigrazione su bioblue.com, il sito di Claudio Messora. Ci sentiamo tra poco. Wow, che bella casa! Finalmente mi hai invitato! Chi ha parlato? Sono la Digital Radio, quella del sistema DAB+. E che ci fai qui? Non abiti nella mia auto. Anche in casa, basta avere l'apparecchio giusto, con tanti contenuti extra e con il suono perfetto. Vivi anche in casa tutta la magia della Digital Radio. E ricorda, dal 2019 il sistema DAB+ è in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Vuoi trovare tubi per aria, per acqua, per olio, per alimenti, per sabbia, per vapore, per acidi, per solventi? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia. Da Sargom. Sono Giovanna. Mondoflex. Aprile, dolce dormire, diceva un vecchio proverbio. E a farvi dormir bene ci pensa la Mondoflex. Abbiamo una promozione straordinaria. Con l'acquisto di un materasso in memory, in regalo una bellissima rete ad hoc in faggio. Venite a trovarci, vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Un grosso abbraccio a tutti. Ed ora, che tempo farà? Le previsioni meteo. La discesa di una perturbazione atlantica attesa a martedì con richiamo di correnti sud-occidentali via via più umide che determineranno maggiore nuvolosità e precipitazioni, in particolare mercoledì e giovedì. Previsioni su Varesotto, Lombardia e Ticino meridionale. Per oggi domenica soleggiato e mite con solo qualche velatura di nubi alte e sottili, temperature massime spesso oltre i 20 gradi in pianura, in montagna zero termico attorno a 2600 metri. Il vento in quota debole meridionale, mentre il suolo a regime di Brezze. Per domani lunedì in prevalenza soleggiato, in mattinata e primo pomeriggio con passaggi di nubi alte a partire da ovest che diverranno più consistenti in serata, asciutto. Le temperature stazionarie un lieve calo. Il vento in quota debole meridionale, mentre il suolo debole orientale. Martedì nuvolosità in aumento, ma al mattino ancora un po' di sole all'est, deboli piogge sulla fascia alpina nel pomeriggio e via via qualche goccia anche sulle prealpi e alta pianura in serata, fiocchi oltre circa 1600 metri di quota. Il vento in quota debole poi moderato da sud-ovest, al suolo debole per lo più orientale. Tendenza per mercoledì molte nuvole accompagnate da piogge sparse e locali rovesci più probabili su Alpi prealpi con limite neve attorno a 1300 metri. Rinforzi di vento da sud-est anche in pianura, temperature massime in calo. Giovedì ancora molto nuvoloso con piogge diffuse più abbondanti su Alpi e prealpi. I dati meteo delle ore 8 a Varese, temperatura 9 gradi, minima 6. La massima prevista per oggi 20 gradi. Umidità 35%, pressione 1019 ettopascal, cielo sereno, vento molto debole da nord-est. A Campo dei Fiori temperatura 6 gradi, umidità 34%, vento 3 km orari da nord-ovest, zero termico a circa 2600 metri. Avete ascoltato Che tempo farà? Le previsioni meteo. Continuiamo velocemente a segnalare qualche articolo interessante anche dai siti online, da occhidelaguerra.it, l'articolo d'apertura sul perché la Libia
è in realtà un porto sicuro. L'articolo di Mauro Indelicato, smentite, conferme smentite, sono ore più tumultuose del solito, quelle sull'asse Bruxelles-Roma, il fronte è quello dell'immigrazione. Prima una nota con la quale il Ministero dell'Interno italiano fa sapere di come l'Unione Europea, pure essa, consideri sicuri i porti libici. Poi una smentita che arriva da Bruxelles, che però sa più di passo indietro verso le posizioni comunitarie espresse in precedenza. La Libia può essere considerata affidabile come posto in cui far sbarcare i migranti? Su questo l'incongruenza delle posizioni europee, ma alla fine anche il perché la Libia è considerato anche dalle stesse autorità europee un porto sicuro. C'è il secondo articolo poi da segnalare su occhidelaguerra.it, la convivenza tra cristiani e musulmani in Palestina, a Beit Jala, siamo alle porte di Betlemme, in questo villaggio di 15.000 abitanti, e poi un pezzo sulla Turchia, vince Erdogan, ma l'opposizione può prendere Ankara. Quarto articolo da segnalare, un comando, il comando che uccise il giornalista Khashoggi è stato addestrato negli Stati Uniti, scrive sempre Mauro Indelicato. Non se ne parla quasi più, a dispetto di giorni in cui, dopo la scomparsa, il caso fu sulle prime pagine negli Stati Uniti e in Europa. L'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi il 2 ottobre scorso negli edifici del consolato saudita di Istanbul. Da allora non si hanno più notizie. Adesso spiega Indelicato, il comando che lo ha ucciso si scopre che è stato addestrato negli Stati Uniti. Qualche settimana dopo, nell'imbarazzo generale, l'Arabia Saudita ha ammesso che il cronista che vive in esilio negli Stati Uniti e spesso critica il principe ereditario Mohammed bin Salman è stato assassinato dentro la sede diplomatica. A tirar nuovamente fuori il caso il Washington Post, quotidiano per cui scriveva Khashoggi. Gli Stati Uniti preoccupati da Mohammed bin Salman. Lasciamo anche il sito degli Occhi della Guerra, occhidelaguerra.it, che sempre propone anche punti di vista alternativi rispetto a quei temi di politica estera, e intanto diamo uno sguardo anche alla notizia giornale.it, l'apertura sui sondaggi. La Basilicata sposta poco, i 5 Stelle tengono, non cedono voti alla Lega, sbagliato comparare politiche regionali, lo conferma l'ultimo sondaggio GPF, il Carroccio al 31,6%, il Movimento 5 Stelle al 24%, la maggioranza giallo-verde quasi il 56% dei consensi, il Premier Conte stabile al 56% nella fiducia degli elettori, scrive la notizia giornale.it. Le parole di Di Maio sul congresso della famiglia: a Verona ci sono dei fanatici, affrontano il tema con l'odio verso il prossimo e la discriminazione. Ma c'è anche un altro articolo su un software spia, uno spyware prodotto in Italia per le forze dell'ordine che ha spiato illecitamente centinaia di cellulari Android. Indaga la Procura di Napoli. Il garante della privacy parla di fatto gravissimo. Infine, reddito di cittadinanza. Nel primo mese inviate alle poste e CAF e al portale oltre 853.000 domande, il 68% dei potenziali aventi diritto. E lasciamo anche la notizia giornale.it, diamo uno sguardo anche alla nuova bussola quotidiano. In primo piano, ecco chi sconfigge le elite, la famiglia, che meraviglia, l'articolo di Andrea Zambrano sulla marcia di Verona. Eccoli qua i facinorosi, dopo settimane di caccia alle streghe, hanno parlato loro, i medioevali, gli oscurantisti, le mogli schiave, i mariti maschilisti. Sono decine di migliaia di mamme, papà, bambini scesi sull'Adige liberamente senza biglietti pagati dalla CGIL. Il Papa in Marocco, poi continui il dialogo con i musulmani, e poi commissione banche, il pezzo è di Ruben Razzante, il rischio che danneggi tutti. Rimaniamo online per passare alla prima pagina di Tempi, settimanale di CL, di Comunione Liberazione, che apre ancora con il caso Ricci, prosciolto dopo 3 anni. L'articolo è di Rodolfo Casadei, un'intervista allo psicologo appunto denunciato all'ordine degli psicologi per alcune sue affermazioni ritenute omofobe. È stato prosciolto dopo 3 anni, ma le motivazioni sono costellate da omissioni, così in primo piano su tempi.it. Su Tempi in primo piano c'è anche l'intervista a un pittore controcorrente, il servizio sul caso Formigoni, il sesso spiegato ai ragazzi e molto molto altro in primo piano appunto sull'ultimo numero del settimanale.
Facciamo in tempo adesso a dare un'occhiata anche a voci dall'estero, vocidall'estero.it. Qui va segnalato l'articolo d'apertura sul rapporto di Amnesty International, l'economia verde, green, e l'abuso del lavoro minorile, i lati oscuri dell'economia green, sempre taciuti dai media mainstream, includono lo sfruttamento del lavoro minorile per l'estrazione del cobalto, elemento fondamentale per le batterie delle auto elettriche, scrive Voci dall'estero in primo piano. Un altro blog da tenere monitorato è Voci dalla Germania.blogspot.com. Sorry Mr. Trump, non possiamo farci nulla. Suona più o meno così la risposta che un consiglio di economisti incaricati dal governo tedesco ha dato alla richiesta americana di ridurre gli avanzi commerciali. Una risposta che piacerà molto al committente, il ministro dell'economia Altmaier, un po' meno alla controparte americana, ne scrive Der Spiegel in apertura. Secondo articolo dedicato a Martin Selmayr, l'eminenza grigia di Bruxelles. Chi è costui? Nipote di 2 generali del Terzo Reich, rampollo delle élite tedesche, prima lobbista di punta per Bertelsmann a Bruxelles, poi una rapida carriera alla Commissione europea fino al colpo di Stato del 2018. Oggi Martin Selmayr è l'uomo più potente nei palazzi del potere europeo, l'eminenza grigia accanto a Juncker, con un futuro radioso se Weber della CSU dovesse diventare il nuovo capo della Commissione europea, ne scrive Jens Berger sulla Nachdenkseiten e riporta appunto Voci dalla Germania.blogspot.com. Terzo articolo sulla più grande e rapida distruzione di valore nella storia del DAX tedesco, l'acquisizione di Monsanto. Una buona idea, diceva solo qualche mese fa il CEO di Bayer, Werner Baumann, peccato poi le cose siano andate diversamente. L'acquisizione di Monsanto da parte della Bayer si è trasformata nella più grande e rapida distruzione di valore. Non ne usciranno bene, secondo la stampa tedesca, perché in America ci sarebbero già diverse migliaia di cause pronte contro questa operazione. Con questo lasciamo anche Voci dalla Germania e torniamo a questo punto al primo piano del Corriere della Sera. Lasciata la prima pagina, le prime 2 pagine sono dedicate al governo, con Conte che chiede ai ministri sobrietà, Tria dice no all'attacco alle banche, nessuna minaccia al sistema bancario, precisa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e per il Presidente della Confindustria Boccia, se le divergenze continuano all'interno del governo bisogna prenderne atto, l'ipotesi è quella di tornare al voto. C'è il retroscena firmato da Marco Galluzzo sempre sul Corriere della Sera, pagina 3, il Premier vede Salvini ma non si schiariscono. No a giochini elettorali, il capo del governo dice ricordiamoci qual è il nostro ruolo, insomma è tutto un po' un bla bla bla, il primo piano del Corriere della Sera di oggi, mentre c'è un altro tema di primo piano, quello dedicato al congresso di Verona delle famiglie. Il popolo della famiglia, voteremo chi ci segue, dice appunto il popolo, tra virgolette, il popolo della famiglia. Migliaia alla sfilata conclusiva del congresso di Verona, firmato l'appello per le alternative all'aborto. Il retroscena di Emanuele Buzzi, Di Maio che sfida la Lega sul suo terreno, subito nel documento di economia e finanza, nel DEF, un aiuto per i genitori. È il piano del vice premier Di Maio, intervento sull'IRPEF, sconti per pannolini e babysitter, scrive ancora il Corriere della Sera. Poi c'è la chiacchierata sul volo papale di Gianguido Vecchi, appunto con Papa Francesco. La chiacchierata è riassunta così dal Corriere della Sera: il pontefice di ritorno dalla visita in Marocco. Mettiamo un ponte ai porti, non si lasci affogare la gente. La paura è la predica del populismo. Chi costruisce i muri ne resterà prigioniero. Il volo da Rabat è sul Mediterraneo quando il Papa raggiunge i giornalisti che lo hanno seguito in Marocco. Gli chiedono di Salvini a Verona e lui dice: io di politica italiana non capisco, non so cosa sia davvero. Ho letto la lettera del cardinale Parolin, nella quale ha spiegato agli organizzatori perché non sarebbe andato, e sono d'accordo. Una lettera pastorale di buona educazione. Per il resto il Papa si sofferma sulla crisi delle migrazioni. Dice che coloro che costruiscono i muri
finiranno prigionieri dei muri che hanno costruito, che la paura è la predica usuale dei populismi e l'inizio delle dittature. Non entra nella mia testa e nel mio cuore tanta crudeltà, vedere affogare persone nel Mediterraneo. Non entra. Mettiamo un ponte ai porti. Quali conseguenze avrà questa visita in Marocco per il futuro? Dirò che adesso ci sono i fiori, i frutti verranno dopo, dice il Papa, ma i fiori sono promettenti, non dobbiamo mollare, ci saranno ancora difficoltà, tante difficoltà, in ogni religione c'è sempre un gruppo integralista che non vuole andare avanti e vive dei ricordi amari, delle lotte del passato, cerca più la guerra e anche semina la paura. Abbiamo visto che è più bello seminare la speranza, ci vogliono ponti. Sentiamo dolore quando vediamo le persone che preferiscono i muri. Coloro che costruiscono i muri finiranno prigionieri dei muri che hanno costruito. Quelli che costruiscono ponti andranno tanto avanti. Quanto al fenomeno migratorio, il Papa ha detto che non si risolve con i muri, ma in Marocco la Spagna ha costruito 2 barriere con le lame per ferire chi le vuole superare. Trump ha detto che vuole chiudere le frontiere. Cosa vuol dire a questi politici? Ho visto un pezzo di quella barriera, dice il Papa, il filo spinato con i coltelli. Sono rimasto commosso e poi ho pianto, perché non entra nella mia testa e nel mio cuore tanta crudeltà. Non entra nella mia testa e nel mio cuore vedere affogare persone nel Mediterraneo. Mettiamo un ponte ai porti. Questo non è il modo di risolvere il grave problema dell'immigrazione. Io capisco, un governo ha la patata bollente nelle mani, ma deve risolverlo altrimenti. Invece succede che non lascio entrare, o li lascio affogare lì, o li mando via, sapendo che tanti di loro cadranno nelle mani di questi trafficanti che venderanno le donne e i bambini, uccideranno, tortureranno per fare schiavi gli uomini. Ho visto una volta un filmato delle carceri dei rifugiati che tornano in Libia. L'Europa come un bastone contro i migranti. Questa politica rispecchia l'opinione degli elettori. La maggioranza sono cristiani cattolici. Lei come si sente? Vedo, risponde il Papa, che tanta gente di buona volontà, non solo cattolici, ma gente buona, è un po' presa dalla paura, che è la predica usuale dei populismi. Si semina paura, poi si prendono decisioni. La paura è l'inizio delle dittature. Dopo la caduta della Repubblica di Weimar, con promesse e paure è andato avanti Hitler. Conosciamo il risultato. Impariamo dalla storia. Questo non è nuovo. Pensate alla mancanza di memoria storica. L'Europa è stata fatta da migrazioni. È la sua ricchezza, dice ancora Papa Francesco. È vero che il primo lavoro che dobbiamo fare è cercare che le persone che migrano per la guerra o per la fame non abbiano questa necessità. Ma se l'Europa, così generosa, vende le armi allo Yemen per ammazzare dei bambini, come fa l'Europa ad essere coerente? Poi c'è l'appello per Gerusalemme, sempre quando c'è un dialogo fraterno c'è un rapporto a vari livelli, il dialogo non può essere di laboratorio, deve essere umano, se è umano è con la mente, il cuore e le mani e così si firmano dei patti. Per esempio il comune appello su Gerusalemme è stato un passo avanti fatto non da un'autorità del Marocco e da un'autorità del Vaticano, ma da fratelli credenti che soffrono vedendo questa città della speranza ancora non essere così universale come tutti vogliamo, ebrei, musulmani e cristiani. Tutti vogliamo questo, siamo cittadini di Gerusalemme, tutti credenti. Preoccupato per questi uomini e donne che rischiano la prigione o la morte in alcuni paesi musulmani, posso dire che in Marocco c'è libertà di culto, c'è libertà religiosa, c'è libertà di appartenenza religiosa. La libertà sempre si sviluppa, cresce. Pensate a noi cristiani, conclude il Papa. Oggi noi abbiamo tolto dal catechismo la pena di morte. 300 anni fa bruciavano vivi gli eretici. La Chiesa si è accresciuta nella coscienza morale. A me preoccupa la retrocessione di noi cristiani. Ma pensate ai medici, alle istituzioni ospedaliere cristiane che non hanno il diritto dell'obiezione di coscienza, per esempio per l'eutanasia. Come? La Chiesa è andata avanti e voi paesi cristiani andate indietro? Non è facile la risposta, ma non accusiamo i musulmani, accusiamo anche noi in questi paesi dove succede questo. C'è da vergognarsi, così il Corriere riporta le parole di Papa Francesco. Dopodiché c'è tutta una pagina invece dedicata ai 5 Stelle candidati alle prossime europee, Nogarin, l'ex Iena Dino Giarrusso, l'Antiboschi, Filomena Nuzzo, candidata 5 Stelle a Bolzano alla Camera, non eletta contro Maria Elena Boschi, corsa per l'Unione Europea, prima selezione sulla piattaforma Rousseau. Fuori il mental coach, vicepresidente dell'associazione Casaleggio, Giacomelli. E intanto, scrive sempre il Corriere della Sera, anche Zeman e Bernabé saranno alla Kermesse di Casaleggio
a Ivrea, dal premio Pulitzer Jared Diamond al sociologo Derek Dekerkov, per arrivare all'allenatore Zdenek Zeman, e al banchiere e manager Franco Bernabé. La terza edizione del convegno, in programma il 6 aprile a Ivrea, dedicato alla memoria di Gianroberto Casaleggio, ha un filo conduttore: varcare i confini. Non a caso molti dei relatori sono stranieri. L'obiettivo è stato spostato sul futuro con l'idea di rimettere ciascuno di noi al centro di tutto. Cercheremo di capire cosa ci attende nei prossimi anni con l'aiuto di esperti di ogni settore, ha spiegato Casaleggio. Gli argomenti spaziano dalla fede al blockchain, alla smart city, ma anche alla cultura e alla formazione. Dal futuro del cibo con Piti Chok Chulapamonsri, vicepresidente di Crop One Holdings, che si occupa di coltivazioni al coperto con controllo digitale e meccanico, al futuro intelligente, spiegato dall'imprenditore Martin Varsavsky, fondatore di FON, compagnia dedicata al Wi-Fi. Si parlerà di transumanesimo, eccetera, eccetera. Mentre, sempre dal Corriere della Sera, andiamo brevemente in Slovacchia, dove ha vinto una candidata europeista, Zuzana Kaputova, 45enne, diritti civili, Toni Gentili, 2 figli adolescenti, la vittoria di Kaputova senza populismo. Sarà la prima donna alla presidenza della Slovacchia, la ragazza sconosciuta che ha rotto gli schemi, 58,4% i suoi voti ottenuti al ballottaggio. Su di lei confluite le preferenze di chi vuole il cambiamento, scrive appunto il Corriere della Sera. Dal Corriere della Sera poi, sempre rimanendo alla pagina degli esteri, la prima mezza sconfitta per il presidente Erdogan. Il partito del sultano ha vinto alle amministrative ma perde Ankara e si apre il caso di Istanbul, mentre per la pagina di cronaca: ho ucciso Stefano per uno sguardo. A Torino la confessione del personaggio 27enne di origine marocchina che si è autoaccusato del delitto di Stefano Leo, originario di Biella, ammazzato a Torino il 23 febbraio sul Lungo Po. L'ho ucciso per uno sguardo, volevo che soffrisse come me. Sono io l'assassino, sono venuto a costituirmi. Erano le 15 di ieri, passate da poco, quando davanti al poliziotto di guardia alla questura si è presentato un 27enne marocchino. Le sue parole hanno lasciato di sasso la gente che lo ha portato all'ufficio denunce. Sembrava un mitomane, perché erano passate solo 3 ore da quando si era svolta sul luogo del delitto la marcia degli amici in ricordo della vittima, ma in serata emergerà che non è affatto un mitomane. Si chiama Zaid Meshaout, un nato in Marocco, residente a Torino. È stato portato alla squadra mobile dove ha confermato l'autoaccusa. Gli inquirenti hanno chiamato i carabinieri titolari dell'inchiesta e il ragazzo, trasferito in caserma, interrogato per molte ore. In serata il 27enne è fermato per aver assassinato Stefano Leo il 23 febbraio scorso. Erano le 11 di un sabato mattina. Stefano stava andando a lavorare nel negozio della Keyway di piazza CLN. L'ho visto, mi ha guardato e ho pensato che dovesse soffrire come sto facendo io, avrebbe confessato il 27enne. L'ho sgozzato col mio coltello. Venite, ve lo faccio trovare. Dopo le dichiarazioni sull'arma è scattata la perquisizione dei carabinieri, che hanno ritrovato la lama e l'hanno sequestrata. Era dentro una cabina dell'elettricità in piazza d'Armi. Un solo colpo, quello mortale, che ha ucciso Stefano, un fendente alla gola, inflitto in profondità, senza pietà. Il giovane fermato ha piccoli precedenti penali, vive a Torino, ero sposato, mia moglie mi ha lasciato, ha detto agli inquirenti. La mia vita fa schifo, va tutto male, ho anche litigato con gli assistenti sociali. Non conoscevo Stefano, ha poi detto il killer, che ha confermato la prima pista seguita dagli inquirenti, quella di un incontro casuale con una persona aggressiva che per futili motivi avrebbe colpito il ragazzo all'improvviso. Ma sul movente non ci sono ancora certezze, i carabinieri proseguiranno l'indagine. E poi c'è un altro giallo, o meglio c'è un altro caso di cronaca nerissima, fatto a pezzi e dato alle fiamme, il giallo del cadavere trovato a Milano. Il corpo sarebbe di un uomo, era in un gabbiotto dei rifiuti, sospetti nel quartiere Orrore tra i palazzoni di edilizia popolare alla periferia nord della città. La vittima dentro una valigia, il fuoco doveva distruggerne l'identità. Il cadavere carbonizzato è stato trovato in via Cascina dei Prati. Una prima squadra di pompieri è intervenuta per spegnere un incendio doloso vicino al gabbiotto di rifiuti di un caseggiato popolare abitato da 350 famiglie. Durante
L'intervento, i pompieri individuano un corpo al quale erano state staccate testa, braccia e gambe. Gli accertamenti sull'identità della vittima hanno portato all'identificazione di un uomo, scrive il Corriere della Sera, dal quale segnaliamo per chiudere anche il data room di Milena Gabanelli, dedicato al tetto agli stipendi, il rebus dei dirigenti pubblici, la pubblica amministrazione, il limite ai guadagni dei vertici. La Ragioneria Generale dello Stato parla di risparmi per 30 milioni all'anno, ma sono fuori controllo le buste paga di 46.051 direttori. Nella pubblica amministrazione si può solo salire. Quando arrivi in alto, con la legislazione vigente, nessuno ti può più togliere da lì. Così Milena Gabanelli. Mentre per quanto concerne invece le cronache locali, abbiamo in primo piano sul Corriere della Sera, in cronaca milanese, la questione dei certificati di invalidità gratuiti. Dovrebbero essere gratuiti, ma i pazienti lombardi pagano ancora fino a 150 euro. La legge prevede niente costi per il rilascio del certificato di invalidità. I medici parlano di prestazioni professionali. La giungla dei prezzi, ora serve una convenzione. La norma sulla gratuità è contenuta nel decreto ministeriale 12 gennaio 2017 e le prestazioni gratuite sono chiamate livelli essenziali di assistenza, i LEA, cittadini i più fragili costretti a pagare ciò che dovrebbero avere gratis. Il rilascio del certificato di invalidità, che è chiesto tra gli altri dal 36% degli ultra 85 anni, per legge è gratuito, ma per averlo bisogna ancora sborsare fino a 150 euro. È una legge che nessuno conosce, passata sotto silenzio. La ignorano i medici di famiglia e i sindacati dei pensionati. Figuriamoci chi ne ha diritto. Così denuncia, tra virgolette, il Corriere della Sera in cronaca lombarda. A proposito di Lombardia, c'è da segnalare, ma dal giornale di Vicenza, Maroni critico sull'autonomia che non si fa. L'ex ministro del Carroccio disilluso dopo i rinvii. È intervenuto al Teatro Olimpico di Vicenza con Gian Antonio Stella, Roberto Maroni, promotore col presidente del Veneto del referendum sull'autonomia nel 2017. La Lega si imponga, dice Maroni, il tema sembra messo da parte, il contratto è pronto, se si vuole si chiude in un mese. Parlare di spacca Italia è una scusa, i 5 Stelle non vogliono l'autonomia, dice Maroni da Vicenza. A proposito però di cronache locali, vi segnalo una cosa bella su Repubblica in cronaca milanese. Le memorie che emergono dagli archivi, in questo caso gli archivi della scuola Stoppani e dell'istituto comprensivo Giacosa. Paura, miseria e solidarietà, vita a scuola a Milano nel dopoguerra. I registri tenuti dalle maestre appunto della Stoppani e del comprensivo Giacosa, del Trotter, che raccontano uno spaccato della storia di Milano. C'è la povertà dei bambini rimasti senza nulla, oggi ritorna uno scolaro assente perché sprovvisto di scarpe, segnava una maestra. C'è lo spaesamento di fronte ai primi alunni immigrati dal sud. Mi è capitata una sicilianina, scrive una maestra. Capisce quello che le dico, ma io non capisco quello che dice lei. Sono tanti altri spaccati di vita, milanese e non solo. Anzi, soprattutto milanese, naturalmente, nelle due scuole in questione. Sul killer dei Murazzi abbiamo già detto, vi sono diversi articoli sul Corriere della Sera in cronaca di Torino e sulla cronaca torinese della Stampa. Originario del Marocco, il killer del povero Stefano Leo, ucciso il 23 febbraio scorso in riva al Po, è stato cameriere, padre di famiglia, è diventato uno spietato assassino. È cresciuto in Italia, ha studiato in un istituto alberghiero di Torino, aveva una casa, una compagna, un figlio, poi ha perso tutto, anche la testa. La fine di Stefano, il povero ragazzo 33enne, ucciso per caso, senza un motivo. L'uomo fermato dai carabinieri ha confessato l'omicidio. Nessun legame tra la vittima e l'aggressione, poteva capitare a chiunque. È capitato invece al povero Stefano. Il presunto omicida ha piccoli precedenti che risalgono a quando era minorenne. Ma su Torino c'è anche da segnalare il fatto relativo al corteo anarchico. 82 sono i denunciati, obiettivo sulla scuola occupata. Sono accusati di aver sfilato con armi, caschi e passamontagna contro lo sgombero dell'asilo. Tra gli oggetti recuperati 12 pesanti bocce in acciaio, 143 maschere antigas, 10 bottiglie Molotov. Tra i denunciati anche 2 arrestati in occasione dello sgombero dell'asilo che il riesame ha ritenuto di scarcerare.
l'azione del 26 marzo. Sono 37 le denunce presentate dalla questura per l'occupazione dell'ex scuola Salvo d'Acquisto. L'autogol è stato quello di occupare prima e non dopo il corteo, e giocare d'anticipo per gli anarchici ha significato permettere agli inquirenti di monitorarli in un luogo preciso, pieno di uscite con sfoghi all'esterno. Gli agenti dell'investigativa non hanno mai lasciato le stradine di Barriera di Milano, e l'ex scuola elementare Salvo d'Acquisto di via Tollegno 83 è diventato il quartier generale non solo degli anarchici che hanno occupato l'ex asilo e dei compagni arrivati per partecipare alla manifestazione del 30 marzo, ma anche la seconda casa della Digos, che ha monitorato chi è entrato e uscito dall'edificio. Il gruppo dei più pericolosi, marcato e spiato da 100 agenti. Salvini avvisa i magistrati, ora non facciano sconti. Così il ministro dell'Interno, scrive Repubblica sulla cronaca di Torino, si complimenta con la polizia che ha denunciato 74 anarchici. Il questore Messina dice bloccati 200 delinquenti che erano arrivati soltanto per creare disordini a Torino, giusto appunto. Adesso va a destra, 300 metri dritto, poi il semaforo. Certo che fai sempre la stessa strada tu, ma non hai voglia di cambiare. Chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella che ha cambiato il modo di ascoltare la radio con il sistema DAB+. È ora di cambiare. Vivi tutta la magia della Digital Radio. Se stai per cambiare auto, chiedila con il sistema DAB+. Dal 2019. In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Qui Parlamento. Bene, come tutti i lunedì abbiamo con noi Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera e segretario della Lega in Piemonte. Proprio di Piemonte stavamo parlando sulla scorta della rassegna stampa, la fine del povero Stefano Leo, ma anche la questione della polizia che ha denunciato 74 cosiddetti anarchici. Salvini ha avvisato i magistrati, avvisato tra virgolette naturalmente come titola Repubblica, ora non si facciano sconti contro questi delinquenti arrivati, dice il questore di Torino, solo per creare disordini. Ma intanto io do il benvenuto e il buongiorno e lo ringrazio come al solito a Riccardo Molinari che è con noi. Buongiorno Riccardo. Allora, abbiamo fatto la rassegna stampa naturalmente e si torna a parlare, vedo che ne hai parlato anche tu, c'è un tuo intervento sul TG2 in primo piano sulla tua pagina Facebook, delle polemiche delle ultime ore dopo il congresso della famiglia di Verona. C'è un'intervista oggi al ministro Fontana che il Corriere rilancia in prima pagina così: i 5 Stelle ci coprono di insulti, decidano se governare ancora con noi. Così la mette il Corriere della Sera. Tu invece come la vedi la situazione? Ma la questione delle polemiche sul congresso della famiglia sono state giornate dal mio punto di vista surreali. Non si capisce la violenza degli attacchi del Movimento 5 Stelle, che hanno fatto un fuoco di fila nei confronti della Lega, ma soprattutto nei confronti di chi era a Verona a partecipare al convegno al congresso delle famiglie, e insomma mi pare che da quell'atteggiamento, se devo pensare che qualcuno cerca la crisi, devo pensare che siano loro, anche perché io credo che alla fine tutti debbano avere il diritto di dire quello che pensano. Credo che il congresso delle famiglie si può non condividere le istanze portate avanti, ma sia un'assemblea che non ha fatto male a nessuno, un'assemblea che non si pone in contrapposizione con altri, mentre invece ho visto che chi ha animato le manifestazioni contro questa manifestazione e chi politicamente quindi ha sostenuto le contromanifestazioni, e parlo in particolare dei 5 Stelle, abbiano invece una visione intollerante nei confronti di chi altro non fa che difendere un modello di famiglia intesa come famiglia naturale. Poi ripeto, difendere la famiglia naturale non significa per noi fare le cose che sono state dette, cioè dalle opposizioni, cioè mettere in discussione la legge 194, mettere in discussione i diritti civili, però insomma, come non si mettono in discussione le famiglie arcobaleno, credo che chiunque possa avere anche il diritto di difendere il modello tradizionale di famiglia. Questa intolleranza è una cosa che io ho difficoltà a comprendere, cioè è inspiegabile
è ancora più inspiegabile che un partito che governa con noi si butti a capofitto in questa polemica. Ecco, perché secondo te appunto è inspiegabile, tu dici, ma ci sarà una ragione, e poi perché su questo tema che rischia di essere divisivo e basta, senza portare a niente di utile? Sicuramente potrebbe essere, voglio dire, l'unica spiegazione che mi do è che sia stato scelto questo tema per manifestare un disagio che c'è nel Movimento 5 Stelle nei confronti di questo governo e nei confronti della Lega, perché ripeto, litigare o rischiare di mettere in crisi il governo su un tema etico e soprattutto su un dibattito che è un dibattito di principi generali e che non riguarda nessun provvedimento legislativo particolare. Alla fine non si è discusso in queste giornate di qualche proposta di legge della Lega o del 5 Stelle su cui non c'è un accordo. Si è fatto un dibattito, ripeto, a mio avviso surreale, su famiglia sì, famiglia no, e allora se vai a Verona vuol dire che ce le hai con le altre famiglie, e allora si va a Verona il Medioevo, sono retrogradi, vogliono tenere le donne in casa. C'è tutta una serie di discorsi vani, e tra l'altro dove io vorrei sapere in quanti poi hanno scritto anche solo una riga sui giornali di che cosa a Verona si sia detto veramente, perché io ho sentito soltanto polemiche in questi giorni sui presunti contenuti del congresso di Verona. Si è creato un gioco di tifoserie, ma fondamentalmente poi della sostanza del convegno si è saputo molto poco. Quindi perché i 5 Stelle hanno fatto questo? Io ripeto, ho difficoltà a capirlo, se non vedere in questa o una nuova linea comunicativa, nel senso la Casaleggio Associati ha deciso che adesso per recuperare i voti bisogna in qualche modo sparare sulla Lega tutti i giorni, pensando che questo gli porti bene. Io ricordo sommessamente che hanno già avuto questa scelta comunicativa quando hanno tirato fuori dal congelatore Di Battista e non gli ha portato benissimo alle elezioni che ci sono regionali, che ci sono state subito dopo, infatti l'hanno fatto prontamente sparire. Poi è seguito un momento di calma e adesso dopo le elezioni della Basilicata sono ripartiti con questo atteggiamento. Non so, mi pare un atteggiamento confusionario, mi pare un atteggiamento che non porta niente di buono, e la speranza è che ieri, dopo il chiarimento tra Salvini e Conte possa tornare a fare quello di arbitro che ha fatto fino a poco tempo fa, e che insomma è stato un punto di equilibrio tra i due partiti. Ecco Riccardo, allora mi sembra di capire che a differenza di quello che finora è accaduto, cioè che sono i media a enfatizzare le questioni, stavolta qualche questione c'è veramente, no? Di carattere generale. Sì, direi che le frasi di Di Maio, di Spadafora, di Fico, insomma, siano attacchi diretti, hanno attaccato direttamente il ministro Fontana, hanno attaccato direttamente Salvini. Questa è una novità, nel senso che un conto sono si dice i detti e non detti, un conto è un vice premier che ne attacca un altro, un conto sono membri autorevoli, insomma, del Movimento 5 Stelle che accusano i nostri ministri, 3 che sono andati al congresso di Verona, per aver partecipato all'iniziativa pubblica. Questa è una novità. Io il contrario non l'ho mai sentito nessuno della Lega, anche se magari non si condividono tante delle scelte o delle posizioni del Movimento 5 Stelle, attaccare direttamente un membro del 5 Stelle per qualcosa che ha detto, ha fatto o per un convegno a cui ha partecipato, quindi sicuramente è una novità. Cosa c'è da fare invece questa settimana? Qual è il calendario alla Camera, le cose importanti? Allora, sempre per tornare nelle polemiche, voglio dire, o comunque nelle questioni complesse, noi dovremmo terminare l'analisi del codice rosso, quindi del provvedimento voluto da Giulia Bongiorno, su cui la settimana scorsa siamo rimasti bloccati in aula proprio per alcune tensioni sul Movimento 5 Stelle, perché il ministro Bonafede ha fatto presentare una serie di emendamenti non concordati con la Lega, che hanno stravolto il provvedimento, e quindi insomma si è generato un dibattito nella maggioranza, per cui anche noi avremmo voluto aggiungere alcune cose, leggasi la castrazione clinica, senza l'accordo con i 5 Stelle, quindi diciamo che siamo rimasti fermi. A questo si è aggiunta poi la questione del cosiddetto emendamento sul revenge porn, quindi sulla pubblicazione dei contenuti osceni
possono offendere le persone coinvolte, di far trasformare questo comportamento in reato, cosa su cui ovviamente tutto il Parlamento è d'accordo, ma su richiesta del Movimento 5 Stelle siamo rimasti fermi in aula per non approvare questo emendamento proposto da Forza Italia. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle al Senato ha presentato una propria proposta di legge. Dopo tutta la giornata che siamo rimasti fermi, è uscito Di Maio dagli Stati Uniti a dire no, votiamo l'emendamento di Forza Italia. E quindi anche lì io mi sono confrontato con i colleghi del 5 Stelle che erano un po' increduli. Insomma, diciamo che è stata c'è un po' di confusione secondo me in questo momento dei 5 Stelle. Comunque vedremo come andrà a finire questo provvedimento sul codice rosso, che lo voglio ricordare è un provvedimento molto importante per le donne che subiscono violenza, perché in sintesi prevede di dare una corsia preferenziale a tutti i procedimenti penali che partono da denunce di donne che subiscono violenza di genere, violenza sessuale, violenze domestiche, insomma è un sistema per accelerare quei tipi di procedimenti e per garantire misure cautelari più severe per chi si macchia di determinati reati. Poi, oltre a questo, in settimana arriverà anche a metà settimana un altro provvedimento di Giulia Bongiorno, che è il Concretezza. Sì. Concretezza, che è un provvedimento che ha lo scopo di efficientare il funzionamento della pubblica amministrazione, sia con una serie di procedure semplificate, sia con una serie di controlli stringenti sull'operato dei pubblici dipendenti. Tanto per fare un esempio, c'è la norma contro i furbi del cartellino, no? Che prevedono le impronte digitali, la registrazione con le impronte digitali per i pubblici dipendenti che timbrano. Oltre a questo c'è poi una serie di mozioni che saranno discusse, di cui una molto interessante e molto importante, che è quella che chiede che il Tribunale Internazionale dei Brevetti, dei marchi e dei brevetti, sia spostato a Milano, e quindi per me questa è una battaglia storica della Lega, discuteremo anche di questo. Quindi direi che queste qui sono le tre cose più importanti della settimana. Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari, che è stato come al solito stringato ed efficace nell'illustrarci anche il calendario della settimana alla Camera dei Deputati. Buongiorno Riccardo, buon lavoro, buona settimana anche a te. Grazie. Mentre l'agenzia ANSA mette ancora la foto di Salvini e di Conte in primo piano, la pace di Conte, vede Salvini rilancia il governo. A proposito del discorso che facevamo prima con Riccardo Molinari, grazie ancora, buona settimana. Grazie, un saluto. Qui Parlamento. Noi torniamo invece ai quotidiani di oggi, dopo la questione di Torino. A proposito di Torino, va segnalato anche un altro articolo dedicato in primo piano alle tasse, tagli per 140 milioni, 11 milioni di tasse in più. Il Comune di Torino approva il bilancio del 2019. Anche quest'anno prosegue l'austerity. Alcuni servizi ritenuti non essenziali potrebbero essere ridotti, scrive La Stampa in cronaca cittadina. Scende ancora il debito, crescono un po' gli investimenti, mutui per 23 milioni, 1,227 il bilancio del Comune nel 2019, che pareggia tra entrate e spese poco oltre 1,2 milioni. Nel 2019 la città di Torino incasserà 834 milioni dalle tasse comunali, erano 823 nel 2018. Da Torino però ci spostiamo a Brescia, qui la questione della sanità in primo piano sul giornale di Brescia. Medici di famiglia, in media 300 all'anno vanno verso la pensione nel quinquennio, in media 300 all'anno verso la pensione nel quinquennio. Ad oggi i posti vacanti nel territorio di ATS Brescia sono 74, sono 9 in tutta la Val Camonica. Le reazioni dopo il richiamo dei pensionati in corsia. La soluzione di richiamare i pensionati, adottata in Veneto, è la Caporetto della sanità pubblica, scrive il giornale di Brescia. Il punto debole sono i medici d'urgenza e gli anestesisti. Tanti posti, pochi dottori, ma il pubblico non può contrattare. Ai concorsi ora si possono iscrivere anche gli specializzandi all'ultimo anno, così si guadagna tempo. Troppi giovani sono scartati dopo la laurea. Nel bresciano il divario tra chi finisce medicina e chi entra nella scuola è di una cinquantina di persone. A proposito di Brescia, sempre dal giornale di Brescia, il caso di Desirée Piovanelli. La procura lavora su tutti gli atti del passato, già sentita
una ragazza del paese, all'epoca 14enne, 17 anni fa, coinvolta in festini con sesso e droga. Al vaglio le testimonianze dell'epoca sul clima che c'era a Leno, Brescia, soprattutto tra i giovani. Riportare le lancette dell'orologio a 17 anni fa. Questo sta facendo la procura di Brescia nell'inchiesta bis sul delitto di Desirée Piovanelli, uccisa a 14 anni. Ci stiamo lavorando, ha detto il procuratore capo Carlo Nocerino, a commento della notizia su una traccia biologica ritrovata già nel 2002 sul giubbino della vittima, diversa da quelle riconducibili agli indagati poi condannati in via definitiva, ma mai presa in considerazione. E rimanendo alle cronache locali andiamo a Genova con la Repubblica, le interviste in TV del perito svizzero per l'inchiesta sul crollo del ponte Morandi, ora rischia il licenziamento, tra virgolette. Il giudice Angela Nutini aveva vietato al perito Bernard Elsener e agli altri suoi colleghi di parlare delle condizioni del ponte. Giovedì scorso il professore è comparso davanti agli schermi della TV elvetica e ha parlato dei tiranti. L'intervista alla TV svizzera sugli stralli corrosi, sui lavori di consolidamento non eseguiti, rischia di costare carissima. Per Bernard Elsener, uno dei 3 periti nominati dal GIP nell'inchiesta sul ponte Morandi, settimana complicata. I legali delle persone indagate di Autostrade, Spea e del Ministero dei Trasporti potrebbero intraprendere azioni contro il professore che ha espresso le sue osservazioni a indagini in corso, quando la relazione finale sullo stato di salute del viadotto Polcevera, compito da assolvere con gli altri 2 esperti, non è ancora stata depositata e messa a disposizione delle parti. Sul tema della famiglia invece torniamo con Il Tempo di Roma. Il Tempo ci offre oggi un commento di Paolo Cirino Pomicino, storico esponente democristiano, sulla natalità, un tema serio svilito da un dibattito da bar. Uno dei segni del declino del paese, oltre a quello economico, è l'insorgere di opposti estremismi che demonizzano chi la pensa diversamente. Il convegno di Verona sulla famiglia è stata l'occasione, scrive Pomicino, per far ricadere il paese in un altro scontro totalmente diverso per qualità e quantità dal dibattito che presiedette la nascita della legge sull'aborto nel 78 e del referendum successivo dell'81. All'epoca anche le forze sostenitrici della legge comprendevano che quelle disposizioni non avevano come fine il controllo delle nascite, ma sottrarre all'illegalità abortista donne spesso disperate e sole. In quella direzione furono approvate norme che aiutarono molte donne a fare una scelta di vita con più serenità. Questo effetto positivo non annullava la tragica esperienza di interrompere una vita, un tema molto sentito da parte dei cattolici, ma anche dei non credenti che ritengono la vita sacra. È più che legittimo che una nuova area di cattolici riproponga il tema della famiglia coi suoi bisogni, l'occasione di tutelare la vita. Questo diritto deve essere difeso con argomentazioni che rifuggano dai toni da baraccone, con gadget che offendono il senso della vita. Lo stesso Papa Francesco ha avvertito la scivolata di qualità di questo desiderio di riproporre il tema della natalità. La natalità è un tema serio, non bisogna farne un dibattito da bar, scrive Paolo Cirino Pomicino. Mentre torniamo brevemente anche al quotidiano nazionale, Giorno, Nazione, Resto del Carlino. Qui si parla più in dettaglio di quella proposta della Lega di cui parlavamo prima, ovvero il vicinato, vicini sentinelle in nome della legge, la sicurezza fai da te, una proposta della Lega per regolare la vigilanza di comunità con lezioni a scuola. Sono 61.800 e rotte le famiglie, i nuclei familiari che hanno aderito all'associazione Controllo di Vicinato in Italia. 500 le amministrazioni locali coinvolte, in primis Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana, meno 70% di reati dove è stato creato un gruppo di cittadini sentinelle. Sono calati i crimini predatori. La Romagna è il punto chiave del controllo di vicinato. A Ravenna ci sono 16 gruppi con 5.000 membri, la svolta in una piattaforma informatica messa a disposizione dell'amministrazione comunale dove confluiscono le segnalazioni. Dopo l'appello del presidente dell'associazione Controllo di Vicinato, Ferdinando Raffero, si muove la politica. La Lega punta a far sì che il modello della sicurezza partecipata, costituita da sentinelle volontarie che difendono il quartiere attraverso segnalazioni di individui o fatti sospetti su WhatsApp, venga istituzionalizzato con una proposta di legge. Primo firmatario il deputato leghista Alex Bazzaro.
Nei luoghi in cui i cittadini formano questa silenziosa rete di sostegno contro i crimini del territorio, l'incidenza dei reati predatori è calata dal 30 al 70%, dicono gli esperti dell'associazione. Bimbi, adolescenti, papà, mamme e nonni in campo, basta compilare un modulo con i dati personali e consegnarlo alle forze dell'ordine, poi segnalare al coordinatore del gruppo cittadino, solo lui ha rapporti con la polizia, i movimenti sospetti. A simboleggiare la presenza del controllo di vicinato in ogni area in cui è presente un gruppo viene installato il famoso cartello stradale, quello di zona sottoposta a controllo di comunità. Una grande famiglia, appunto, assieme al poliziotto che si tiene per mano. Ma la legge cosa dovrebbe aggiungere al sistema del deterrente condiviso per i ladri? La Lega chiede che lo Stato promuova le funzioni svolte da tutti i soggetti che operano il controllo di vicinato, stipulando protocolli d'intesa con le istituzioni in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici, nonché attraverso il coinvolgimento nei patti per la sicurezza urbana. Lo Stato deve promuovere conoscenza, sviluppo e radicamento sul territorio delle attività di controllo di vicinato e delle relative iniziative e far sì che negli istituti di istruzione secondaria in secondo grado siano realizzate iniziative conoscitive, progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa sulle attività di controllo di vicinato come momento di crescita della coscienza civile. Così il Quotidiano Nazionale, che poi interpella il sindaco di Reggio Emilia: 1000 volontari, trovate auto rubate e spacciatori, dice Luca Vecchi, ex di Essino, sindaco appunto a Reggio Emilia. Qui lo chiamiamo controllo di comunità, è più assonante col nostro modo di intendere le cose. Non siamo sceriffi, evitiamo i rischi, niente armi, dice Ferdinando Raffero, presidente dell'associazione appunto Controllo di Vicinato. Questo è il tema al quale dedica ben 2 pagine il Quotidiano Nazionale oggi. Poi, sempre dal Quotidiano Nazionale, un'altra questione che riguarda invece il Papa sugli scandali. Il Vaticano è da ripulire, Bergoglio ha chiuso il viaggio in Marocco, con l'Islam vivere da fratelli e non da nemici, è l'altro tema toccato dal pontefice, come riassume appunto il Quotidiano Nazionale. Torniamo adesso però al primo piano della Verità. La Verità mette a pagina 2 l'articolo di Patrizia Floderreiter da Verona: sono i bimbi in festa, il vero volto del forum, altro che fossili viventi. Ieri alla marcia buona erano in 30.000, i genitori e i loro piccoli hanno sfilato per la città di Verona. Al termine dell'evento votata una dichiarazione per chiedere leggi che incentivino la natalità e proteggano il concepito. L'intervista di Luca Telese a Jacopo Coghe, organizzatore e portavoce del World Forum of Families: ho dovuto girare con la scorta perché difendo mamma e papà. La Boldrini ci attacca, ma è lei che mette il velo islamico nei paesi in cui gay e donne vengono segregati. Noi sfigati, io ho 4 figli, veda un po' lei. 2 pagine dedica il Quotidiano La Verità alla questione del congresso di Verona. La pagina 4 invece è l'intervista di Daniele Capezzone a Gianluigi Paragone: senza cambiamento, addio governo. Io presidente della commissione di inchiesta sulle banche? Lo spero, ma ci sono resistenze. Di Battista? Utile a tener viva la nostra anima movimentista. Il leghista Giorgetti? Troppi legami col vecchio sistema. Col nostro elettorato c'è un po' di disaffezione, ma alle europee spero di superare il 20%. La sindaca Raggi è nel ciclone, ma nessuno critica, per esempio, il sindaco di Milano Beppe Sala. Gianluigi Paragone esprime l'anima più combattiva e inquieta del Movimento 5 Stelle, scrive Daniele Capezzone introducendo l'intervista. Cos'è che non sta funzionando? Non è che non stia funzionando qualcosa, dice Paragone alla Verità. La differenza tra Lega e 5 Stelle sta nel fatto che il leader leghista è a capo di un ministero che ha un atterraggio corto. Lui ferma una nave e ottiene risultati visibili subito. Chi invece, come Di Maio, è a capo di un ministero legato al lavoro ed economia ha un atterraggio medio-lungo, per quanto dei risultati si siano già visti. Ad esempio il decreto dignità, che ha convertito molti contratti a termine rendendoli a tempo indeterminato. Inizia così la chiacchierata con Gianluigi Paragone. Mentre sempre rimanendo al Quotidiano La Verità c'è un'altra intervista, l'intervista al leghista Andrea Crippa, 32 anni,
l'astro nascente della Lega, coordinatore dei giovani del Carroccio, probabile prossimo vice segretario insieme a Giorgetti e Fontana. Venerdì scorso a Roma ha organizzato il convegno dei giovani sovranisti europei. Io delfino di Salvini? Per adesso, dice Crippa, costruisco la Lega del Sud Italia. Matteo crede molto nei giovani, siamo in 20.000 da Bolzano a Lampedusa e vi spiego cosa faremo. Abbiamo avuto pregiudizi verso i meridionali, le colpe del disastro sono di chi li governava, per questo niente riciclati, ecco come li fermeremo, dice alla Verità Andrea Crippa. Voltando pagina abbiamo invece 2 pagine, l'inchiesta di Alessia Pedrielli, se sbagli ti premio, la cuccagna dei dirigenti statali, aumenti a pioggia per fannulloni e assenteisti, a Roma l'AMA dà incentivi a chi si presenta al lavoro, in Sicilia gratificato, scrive ancora Pedrielli, il 97,5% dei burocrati, compresi quelli che sparivano dall'ufficio. A Napoli si inventano la produttività di gruppo. Ecco l'Italia dei lavativi impuniti, anzi ricompensati, con un'intervista all'ex sindacalista Ciro Rinaldi, napoletano trasferito a Bologna, funzionario ed ex sindacalista presso l'ispettorato del Ministero dello Sviluppo Economico in Emilia-Romagna. Io che li ho denunciati sono stato perseguitato, racconta appunto Ciro Rinaldi. I colleghi furbetti del cartellino hanno fatto carriera, io subisco il mobbing. E anche nel privato, scrive sempre Alessia Pedrielli, chi combina disastri viene gratificato con bonus milionari. Da Castellucci a Banca Etruria i responsabili dei fallimenti intascano felici alla faccia di chi perde il posto o i risparmi, scrive appunto la Verità. Verità che poi intervista Alessandra Ghisleri, nota sondaggista, chi ha votato i partiti al potere sta perdendo la pazienza, orientamenti oggi sfuggenti, ma il centrodestra farebbe il pieno a sud. Il Movimento 5 Stelle è in fase di crash. Solo Salvini riesce a comunicare in TV, in piazza, sui social. Alle europee una lotta fratricida tra Forza Italia e Lega che ha sottratto quanto poteva agli azzurri. Per Berlusconi ora è vitale sottolineare le distinzioni. Dopodiché abbiamo 2 articoli, il primo di Lorenzo Bertocchi, sempre sulla Verità, e il secondo di Alessandro Rico sulla questione del nemico alle porte. I cristiani di Francia sotto assedio, il primo articolo di Bertocchi, dal rogo di Saint-Sulpice all'occupazione di Saint-Denis da parte del collettivo pro-migranti. Nel paese, Francia, il 90% degli atti vandalici colpisce edifici di culto cattolici. I responsabili, secondo uno studio, satanisti, gruppi LGBT, musulmani, ma i media tacciono. La polizia indaga, però gli attacchi restano per lo più senza colpevoli. I vescovi tengono un profilo basso, l'unico ad ammonire il cardinale Sara. Nel 2018 ci sono state 3 aggressioni al giorno. A gennaio del 2019, scrive ancora la Verità, a gennaio del 2019 66 attacchi. A Nîmes il 6 febbraio hanno disegnato delle croci con le feci e profanato le ostie. E intanto abbiamo anche 350 jihadisti, scrive ancora la Verità, del califfato islamico sull'altra sponda del mare Adriatico in Kosovo. Dopo la disfatta dell'ISIS si stanno concentrando nel Kosovo. Nota fucina di combattenti, di foreign fighter. Pristina vuole la liberalizzazione dei visti nell'Unione Europea. Così si spalancheranno le porte a schiere di miliziani islamici. Con un'intervista sul quotidiano La Verità al deputato serbo Jovan Palalic, ritornano dalla Siria, addestrano nuove leve. Nel paese già censiti 5 campi di Daesh. Svegliatevi, tra i Balcani e la Puglia passano soltanto 100 chilometri, dice Jovan Palalic, deputato serbo, esponente del Partito del Popolo Serbo, alleato dell'attuale governo di centrodestra, che denuncia da anni il pericolo della polveriera islamista in Kosovo. Il Kosovo che fu bombardato appunto per dare il potere agli islamici nel 99, come tutti ricorderanno, Kosovo e Serbia. La Serbia fu bombardata per liberare il Kosovo, per metterlo cioè nelle mani appunto di questi tizi, mentre Francesco Borgonovo recensisce anche lui, come Antonio Socci, il libro di Federico Rampini, il libro La notte della sinistra, edito da Mondadori. La sinistra è malata, ora l'hanno capito anche quelli di sinistra. Federico Rampini sferza i progressisti su immigrazione ed economia, però scivola sul più bello, scrive ancora
Borgonovo recensendo appunto il libro di Federico Rampini. Noi ci sentiamo tra poco con Sulla Notizia e poi nella seconda parte avete modo di riascoltare le parole di Matteo Salvini da Verona. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera